direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Giovedì 21 settembre, sono le 7.31, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, così vedete quel che succede oggi, quel che va in onda. ANSA.it apre invece con la foto di Giorgia Meloni sui migranti, l'appello del Presidente del Consiglio italiana all'ONU, guerra globale ai trafficanti. Le Nazioni Unite non si voltino dall'altra parte, dice Giorgia Meloni, riforma per un Consiglio di sicurezza equo ed efficace. Poi per Meloni cena italiana in pizzeria con la figlia e con lo staff. Non parla al Consiglio di sicurezza dell'ONU e ha dato picche al ricevimento tradizionale del presidente americano che invita tutti i capi di Stato e di governo che parlano alle Nazioni Unite. Lei non c'è andata, è andata in pizzeria. Bombardamenti russi sull'Ucraina, 2 morti, 5 feriti a Kherson. Il Papa su Napolitano, inteso come l'ex Presidente della Repubblica, Presidente emerito, 2 volte Presidente della Repubblica medesima, infinitamente volte Ministro, eccetera. Comunista de ferro, abbia conforto questo servitore della patria, così il Papa definisce Napolitano. In primo piano ancora sull'agenzia ANSA, il successore di Napolitano, Mattarella, a Steinmeier. Le regole di bilancio europee non siano ottuse, ha detto il capo dello Stato italiano al capo dello Stato della Repubblica Federale Tedesca. La banca federale invece americana lascia i tassi invariati ai massimi da 22 anni, ma la stretta non è finita. Il viceministro Leo, viceministro dell'economia Fratelli d'Italia, le prime misure sul fisco a costo zero. Si parte dal tax gap, che è un modo elegante per dire recuperiamo l'evasione fiscale. Tax gap è la differenza fra il gettito teorico e quello effettivo. Uccide la moglie a coltellate nel Salernitano, fermato un 38enne, e poi il Politecnico di Milano è nella top dei 50 migliori atenei o università europee. Oxford guida la classifica, tra le prime 100 anche Sapienza, Bologna, Padova. I pubblici ministeri di Milano chiedono il fallimento di Ki Group Bioera, società della Santanchè. Le opposizioni chiedono che la Santanchè si dimetta. La ministra del lavoro Calderone promette di vigilare sul licenziamento della CGIL, quello del portavoce di Landini. Mentre tra le altre notizie di primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, per la cronaca, nuovo blitz interforze a Napoli, in campo 300 uomini, tutto prosegue come prima, un altro quindicenne è stato accoltellato. E poi per l'economia, a rischio fondi europei per la Sicilia per oltre 1 miliardo 600 milioni, scrive l'agenzia ANSA. Per la politica, l'omicidio nautico è legge, via libera dalla Camera alla proposta di legge. Quindi sono 2 cose diverse, legge e proposta di legge. Comunque lo sport entra in Costituzione, c'è l'ok definitivo. Anche lo sport verrà tutelato dalla Costituzione più bella del mondo, la nostra. Abbiamo la fortuna di averla. Avvenire apre la sua prima pagina con migranti, lo stallo europeo, recuperando l'ex ministro e presidente dell'Istat Giovannini. All'Italia servirebbe subito una legge per il clima, e mettendo in prima pagina la corrispondenza dell'inviato a Yerevan in Armenia nello scavo. È tregua in Nagorno-Karabakh,
All'Assemblea Generale dell'ONU invece scintille tra l'Ucraina e la Russia. Nel giorno in cui si celebra l'anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, l'Armenia dovrà digerire l'amaro accordo per una tregua nel Nagorno-Karabakh, o Artsakh in lingua armena, dove le forze separatiste ieri si sono arrese, ma diversi irriducibili non vogliono saperne di deporre le armi e consegnare ora l'intera enclave, che è armena, popolata di armeni, all'Azerbaigian, supportato dalla Turchia. Vedremo meglio una serie di articoli su questo tema. Intanto il Corriere della Sera, lo vediamo subito. In prima pagina i migranti, l'appello all'ONU di Giorgia Meloni, basta ipocrisie, lotte ai trafficanti. Salvini attacca von der Leyen, pontifica su Lampedusa ma tace sul Brennero, l'Austria ha chiuso baracca e burattini. Sul PNRR intanto il ministro Fitto annuncia in arrivo 35 miliardi. Per Mattarella le regole di Bruxelles non devono essere ottuse. Sulla questione degli sbarchi, l'intervista di Marco Cremonesi a Luca Zaia, la vediamo tra pochissimo, si rischia la crisi, la situazione è preoccupante se non allarmante, dice il presidente della giunta regionale del Veneto. E poi ancora in primo piano sul Corriere della Sera la foto di Rupert Murdoch che si scaglia contro Donald Trump. Nel libro che racconta la sua epopea c'è tutta l'ira contro l'uomo che vorrebbe riconquistare la Casa Bianca tra un anno. Murdoch, la caduta, l'ira, tutta colpa di Trump. La parabola di Fox News, l'odio di Murdoch per l'ex presidente degli Stati Uniti. Zelensky, presidente ucraino, sfida anche il ministro degli esteri russo Lavrov. A Mosca va tolto il potere di veto all'ONU. Sul Nagorno-Karabakh, tregua. Tregua è una parola veramente inadeguata per definire quel che accade in Artsakh, la terra armena, e comunque oggi troverete una quantità di interviste al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco. Il Museo Egizio di Torino è cresciuto, mi valutino con criteri oggettivi, non ho bisogno di poltrone. Insomma, criticato dall'assessore regionale in Piemonte Marrone di Fratelli d'Italia, lo difendono tutti, anche Sgarbi. Si difende anche da solo con tantissime interviste. Dal Corriere della Sera andiamo al Fatto Quotidiano, apertura sul caso Santanchè, che ora teme l'accusa di bancarotta. Key Group, la sua società, no dei pubblici ministeri al concordato, c'è il rischio del fallimento. Anche Meloni chiede che la ministra Santanchè chiarisca. La Santanchè era nel consiglio di amministrazione del gruppo del suo ex Mazzaro e potrebbe rispondere di non aver evitato il crack. La poltrona vacilla. Altro titolo, le minacce all'orfano ucraino, torna o chiamo la polizia. L'inchiesta, i dialoghi con l'11enne rimandato a Kiev. Il ragazzo riportato in Ucraina, spaventato, blandito dalla tutrice. Sei uomo, non devi piangere. Lei è indagata per minacce, Save the Children denuncia bambini rimpatriati anche dalla Polonia. Intanto Giuseppe Conte irrita il PD, vuole accogliere tutti, noi siamo diversi, ma uniti contro i centri per il rimpatrio. Moulet di Fratelli d'Italia sul blocco navale è solo uno slogan, non ci sono complotti sull'immigrazione, mentre Donzelli, Fratelli d'Italia, attacca Fini. Crosetto ha detto che siamo ultimi per spese militari e infine le banche, via libera in Senato al dono pro Mediolanum, così il Fatto Quotidiano. Il Giornale apre la sua prima pagina con Meloni all'ONU, ONU sveglia, ha detto il nostro premier alle Nazioni Unite, non potete tollerare la nuova schiavitù. Sulla sua assenza alla cena con Biden, Meloni replica: lavoravo, non vado a fare foto del cavolo così, non mi servono le photo opportunities, ha detto Giorgia Meloni. Io stavo lavorando con i capi di Stato africani, non avevo tempo per andare a pranzare con Rimban Biden. Mentre sempre dalla prima pagina del giornale c'è una notizia, Letizia Moratti torna nel centrodestra. Vorrebbe tornare, tornerebbe, sono pronta a fare un passo verso il centrodestra, a rappresentare il centro del centrodestra. E poi per l'Africa, i migranti, bisogna investire e fare tante belle cose. Sempre dalla prima pagina del giornale di oggi, Mediaset, ma che tracollo degli ascolti. Con Mirta Merlino si va che è una cannonata. La verità sugli ascolti a pagina 12. Saviano ha scoperto il suo mestiere, fa l'attore a teatro, parla Simone Caminada, il giovane compagno di Gianni Vattimo, il mio amore. Gianni Vattimo, iconico fino all'ultimo istante. Infine, sempre dalla prima pagina del giornale, Via della Seta, è giusto uscirne, scrive Carlo Lottieri, mentre Osvaldo De Paolini, pare vice direttore del giornale, è sull'altalena tra debito e crescita. Gli Stati Uniti sono il primo debitore del mondo, non sempre è stato così.
per lungo tempo sono stati il primo creditore. Quando avvenne il passaggio alla nuova condizione, il governatore della Banca Centrale Americana Volcker sottopose al presidente allora Reagan le ricette più dure per stroncare l'inflazione. Reagan sdrammatizzò: quanto al debito è abbastanza grande da badare a se stesso, intendendo che la crisi e quindi il debito si curano con la crescita. È a quella che bisogna innanzitutto badare, sostenendola in ogni modo. Quello scambio di battute ci è venuto in mente leggendo le dichiarazioni di Fabio Panetta, membro comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, governatore designato della Banca d'Italia, della quale assumerà la guida a novembre. Una frase ci ha colpito. Ha detto Panetta: garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche è come tenere in equilibrio un'altalena, con il debito da un lato, la crescita dall'altro. Messaggio arguto diretto al cuore di Bruxelles, dove la Commissione sta mettendo a punto la riforma del patto di stabilità. In sostanza, dice Panetta, è del tutto controproducente insistere sulla riduzione del debito se non si fa quanto è necessario per irrobustire la crescita. La sostenibilità delle finanze pubbliche dipende sia dal numeratore che dal denominatore nel rapporto debito-PIL. Più flessibilità nel classificare la spesa, invece che opporre regole troppo rigide, come vorrebbero la Germania e i suoi satelliti, renderebbe più efficiente il taglio del debito. Insomma, tante parole per dire basta crescere di più che badare troppo al debito. Preoccuparsi del debito è giusto, ma la cosa migliore è sviluppare la crescita economica. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere Il Giorno, La Nazione, il resto del Carlino, ovvero il quotidiano nazionale. Il braccio di ferro con le regioni da parte del governo sui migranti, lo scontro sui nuovi centri di rimpatrio. L'Emilia-Romagna dice no, ma il ministro Piantedosi non cede. Lo imporremo, andiamo avanti con il piano. Intervista al governatore della Puglia Emiliano, anche lui PD, magistrato. Il governo sbaglia, ma se serve noi ci siamo. Il reportage del quotidiano nazionale dalla frontiera, Gigi De Paoli, l'inviato. Tra Ventimiglia e Mentone ti porto in Francia per 200 euro. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Fra Ventimiglia e Mentone si insabbia il senso dell'Europa comune. Liberté, égalité, fraternité si fermano alla frontiera francese, scrive il quotidiano nazionale, e rimbalzano fino alla stazione di Ventimiglia. Che i francesi rimandino gli immigrati non graditi in Italia non è una novità, è il succo del nuovo reportage. Il Mattino di Napoli mette in primo piano il no al rigore ottuso, quello che ha chiesto Mattarella, e poi però vedremo nelle pagine interne due bei focus su Napoli, che al di là di tutto il can-can di questi giorni, i decreti e non decreti, le perquisizioni, le operazioni di polizia, resta la stupenda città che è sempre stata. Il Tempo di Roma mette in apertura la guerra globale ai trafficanti, le parole di Giorgia Meloni alle Nazioni Unite, crociata internazionale contro la tratta dei migranti, il confermato sostegno all'Ucraina da parte del premier italico e poi focus su intelligenza artificiale, della qual tema ha parlato Giorgia Meloni, e nuovo Consiglio di sicurezza. Ottimi intenti. Il Viminale avverte i governatori rossi: nessun veto sui CPR, ve li imponiamo, cari governatori rossi. I centri per la permanenza et il rimpatrio, quando si vedrà, come si vedrà, diremo innanzi, degli immigrati, ve li imponiamo noi. Nel frattempo Zelensky parla alle Nazioni Unite e se ne va quando arriva il russo Lavrov. Soltanto Gentiloni può salvare la poltrona di Elly Schlein. Nel PD, scrive Augusto Minzolini. Io Capitano, il film che, perdonatemi, ha già scassato i marroni prima ancora di averlo visto, è il film italiano proposto per l'Oscar, l'opera di Matteo Garrone. Il budget di Di Maio diventa un caso, 1.800.000 euro a disposizione di Di Maio. Al Parlamento europeo un'interrogazione della Lega, a presentarla l'eurodeputato leghista Paolo Borchia. Ieri il Tempo ha fornito i dettagli dell'incarico affidato a Di Maio per fare tante belle cose nel Golfo, peraltro persico. Dal Tempo di Roma passiamo al Repubblica. Apertura di Repubblica dedicata ai migranti, l'Italia resta sola, l'intelligenza artificiale che diventa umana, Amazon ha presentato la nuova Alexa, rischi per la privacy, però abbiamo scoperto anche che l'intelligenza artificiale non capisce i giochi di parole, non è tanto intelligente, perlomeno non è ironica, tanto meno sarcastica.
Noi armeni traditi dalla Russia, non è proprio così, ma Mardashpan, assassino riferito a Putin, e poi Razarakan, dimissioni, quelle del premier armeno. Pashinyan è furiosa, la folla armena che si ritrova a Yerevan. Lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella per parte di Loggia, La Stampa di Torino. Migranti, 6 italiani su 10, ora bocciano il governo, e a dirlo, attenzione, è Alessandra Ghisleri. Da marzo l'immigrazione è tornata a occupare il primo posto tra le priorità monitorate dall'opinione pubblica. Per il 74% dei cittadini è molto o abbastanza importante il tema migranti. Intanto il governo chiarisce che i CPT sono opere destinate alla difesa e sicurezza, cioè militarizzate, sottratte al dibattito con le regioni. Più che CPT, CPR. Non sono centri di permanenza temporanea, ma centri di permanenza per il rimpatrio. Rimpatrio quando? Si vedrà, con calma, con giudizio. Sempre dalla prima pagina della Stampa di Torino, il museo egizio naturalmente, il direttore si difende, e poi un bel pezzo di Maria Rosa Tomasello. Oggi è la giornata mondiale dei malati di Alzheimer. La mia mamma è un fenicottero in quello stagno chiamato Alzheimer. Una gamba dritta come un fuso, l'altra piegata fino all'anca. Dal letto dove la malattia l'ha inchiodata, lei mi guarda coi suoi grandi occhi luminosi, scrive Maria Rosa Tomasello in prima pagina sulla Stampa di Torino. Mattarella, il rigore europeo, e poi il destino del governo che si gioca in 100 giorni secondo Mario De Aglio. Fermate la guerra, Zelensky al Consiglio di sicurezza dell'ONU parla prima di Lavrov. Massimo Cacciari ricorda Gianni Vattimo e quel nostro convergente dissidio, le convergenze parallele. Saranno molte in futuro le occasioni per discutere l'opera di Gianni Vattimo nella sua risonanza internazionale, approfondirne i nuclei teoretici. Così scrive Cacciari, un pezzo di Gianni Vattimo, io intellettuale innamorato di Fidel Castro, non solo, anche di Lenin e tanti altri bei figuri della storia comunista. Mentre lasciamo la prima pagina della Stampa, andiamo a La Verità di Maurizio Belpietro. Taglio alto su Mattarella, per mettersi al riparo il presidente della Italica Repubblica svuota la commissione sulla Covid. Fuori dall'indagine, stato d'emergenza e DPCM, come chiedeva il Colle. E sempre sul tema, Francesco Borgonovo intervista Galeazzo Bignami, vice ministro di Fratelli d'Italia, sostenitore della commissione d'inchiesta, che assicura su Green Pass e restrizioni non ci sarà alcun bavaglio, nessun rischio censura. L'organo parlamentare indagherà anche su Green Pass e restrizioni. Peraltramente ci avevano insegnato in prima elementare che le commissioni parlamentari di inchiesta agiscono con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. L'unica cosa che non possono fare è decidere un arresto di una persona. Per il resto avrebbero gli stessi poteri, però la Costituzione è una roba come la fisarmonica, la tiri per la larga, la restringi per la lunga e la tiri dalla parte più o meno che vuoi. In ogni caso, ecco 2 miliardi all'anno per pagare il metodo Australia antimigranti. L'Unione Europea non ci aiuta, scrive il vice direttore della Verità Claudio Antonelli, dobbiamo arrangiarci da soli. L'Italia stanzia montagne di soldi per lo sviluppo dell'Africa, ma ne affida il 70% a istituzioni sovranazionali che utilizzano i fondi a prescindere dai nostri interessi. Basta usarli in prima persona, come fanno altri paesi. Vedi la Cina innanzitutto. Quelli mica si affidano ai fondi usati da altre entità internazionali. I cinesi investono direttamente perché è loro direttamente l'interesse a farlo. Accolgono tutti, scrive Maurizio Belpietro, quelli del PD, però non nelle loro regioni rosse. Che ipocriti. Missione navale palla in tribuna perché serve l'accordo dei 27 stati. L'avevamo capito che non sarebbe stata una missione navale per il blocco navale, quella che vorrebbe resuscitare la vecchia missione navale europea denominata Sofia. L'avevamo quasi capito, infatti è così. L'Unione Europea gela le aspettative dell'Italia. Un portavoce della Commissione ha precisato che per approvare la missione navale chiesta da Giorgia Meloni ci vorrà il via libera di tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione Europea. Gli ecoteppisti bloccano anche le ambulanze. Nell'ennesima azione di disturbo a Milano, l'ottusità dei protagonisti, che hanno bloccato l'ambulanza per salvare l'ambiente. Ma i governatori non hanno i poteri per opporsi ai CPR. Per tornare alla questione centri permanenza rimpatri, scrive Carlo Tarallo in prima pagina sulla Verità. Fabio Amendolara chiude la prima pagina, si sgonfia l'inchiesta sui poliziotti torturatori a Verona,
rilasciati 2 agenti di polizia, arrestata la presunta vittima, un pluripregiudicato. Il malo era lui, non i 2 agenti di polizia. Infine la storia di Barbara Vedelago, raccontata ieri sera in TV anche da Mario Giordano, è la mamma di Davide Pavan, ragazzo ucciso l'8 maggio del 22 dall'auto guidata da un poliziotto ubriaco. Alla verità racconta il suo dolore. L'uomo che me l'ha portato via non farà un solo giorno di prigione e il comune mi ha presentato la bolletta per pagare la pulizia del sangue di mio figlio. Lo Stato c'è. Lasciamo la verità per andare a Libero. Guerra agli scandali, chiedo scusa, no agli scandali, questo sarebbe, come diceva De Gaulle, un vasto proposito. Guerra agli scafisti, che non è un meno vasto proposito, però più delimitato quanto alla materia. Meloni all'ONU parla in questi termini: guerra agli scafisti, saluti e baci dalla terra dei feaci. Il discorso della Premier, quella dei trafficanti, è una mafia, la più ricca al mondo. Le Nazioni Unite non possono voltarsi dall'altra parte. Quindi, che faranno le Nazioni Unite per liberare l'Italia dalla morsa dei migranti mediterranei? Avete già la risposta? State tranquilli perché la risposta è dentro di voi, ma è sbagliata, come diceva quello. Mentre Trump e Biden, Trump con la U, sono pari nei sondaggi, scrive ancora Libero. E poi Salvini: fermiamo i tir austriaci, blitz al Brennero, dichiariamo guerra all'Austria, Vienna blinda i confini, il vice premier prepara la reazione. Ce lo racconta da par suo Francesco Storace a pagina 9. Salvini è pronto a bloccare i tir austriaci. El se met là, coi manavert, le braccia aperte, tac, bloccati i tir austriaci. Super Salvini, SS, suona male però dirla in sigla. Matteo Salvini attacca la von der Leyen, pontifica ma non fa nulla, e Vienna è arrogante. La svolta sul Brennero, ci racconta Libero, e prepara divieti ai camion stranieri. La sede è quella della Camera, question time, risposta all'interrogazione della leghista Cattoi. In quel momento Salvini, ministro, fa partire dal Brennero un metaforico razzo che arriva a Lampedusa, dove la von der Leyen fa passerella e poi consente il blocco dei tir da parte austriaca. E sempre dalla prima pagina di Libero, gli ecosvitati che fermano le ambulanze in quel di Niguarda a Milano. Folla furiosa, racconta Giovanni Sallusti. Infine la soluzione del PD al carovita: bastonare chi affitta le case. Protesta dei proprietari, scrive Antonio Rappisarda. Che roba è? Pagina 13. Proposta PD contro il carovita: bastonare i proprietari di casa. Giù, legnate. La Schlein, sponsor della tassa di successione, propone di bloccare l'indicizzazione degli affitti per il 24, danneggiando i proprietari degli immobili. Confedilizia dice: ora mancano soltanto gli espropri, con 2 i. L'Europa butta 3 miliardi per mantenere i Rom, il 57% non ha un lavoro, scrive ancora Massimo Sanvito. L'Unione Europea intera spreca 3,4 miliardi per i Rom. Pioggia di fondi da Bruxelles, ma il 52% dei nomadi vive in condizioni precarie. Sardone Lega: basta trattamenti di favore, dice Sardone. Infine, sempre dalla prima pagina di Libero, modello UK, il coraggio di Sunak, il premier britannico, secondo Daniele Capezzone, rinviato lo stop sui diesel. Filippo Facci: così i boss della mafia sono sbarcati anche in borsa, un libro rivelazione. Il generale Mario Mori non farà trattative. Ci sono 2 libri che faranno giustizia del suo caso e dell'incredibile processo sulla trattativa Stato-mafia, oltre che di tante narrazioni che riguardano le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Più molto altro ancora, scrive Facci in prima pagina. Uno dei libri l'ha scritto Mori, si intitolerà Mafia e appalti. L'altro l'ha scritto il suo avvocato Basilio Millio e si intitolerà Ho difeso la Repubblica, in libreria a fine ottobre, con prefazione di Filippo Facci stesso. Il generale Mario Mori, fondatore Ros Carabinieri, direttore SISDE, eroe di questo Stato e vittima dello stesso Stato nelle forme della magistratura, certa magistratura, ha già dato anticipazione dei toni. Nella sua prima uscita pubblica, un'intervista l'altro giorno al quotidiano Nazionale, ha detto che si tiene in forma. Li devo veder morire tutti, lo dico con trasporto e con odio, ha detto Mori, e parlava di quanti l'hanno voluto alla sbarra per 17 anni. L'ho intervistato di recente Antonino Danna qui su Radio Libertà. Mario Mori. Nel libro scritto dal suo avvocato Basilio Millio parlerà per una volta anche di se stesso e dell'uomo che ha condotto Totò Riina a 25 anni di carcere duro,
degli infamanti processi che tuttavia dovette subire per la mancata cattura di Provenzano e per la mancata perquisizione del covo di Riina, ma soprattutto dell'accusa mossa ai carabinieri d'aver tramato con Cosa Nostra nel 92-94 per minacciare lo Stato e ottenere benefici per i mafiosi. Parlerà delle indagini che dovette condurre da solo, delle incredibili ragioni che si celavano dietro la sua rottura con la procura di Palermo, rappresentata dal procuratore Pietro Giammanco. Parlerà di quando avevano vinto loro, perché erano morti Falcone e Borsellino, cioè, ha detto Mori, i migliori di noi. E non ci fu superiore, un magistrato o un ministro, che gli disse facciamo qualcosa, perché erano tutti terrorizzati, ha detto Moro, nascosti sotto le scrivanie, aspettando che passasse la piena. E vi raccomando sul tema, se non lo avete ancora letto, il libro di Edoardo Montolli, I diari di Falcone, oltre che il caso Genchi. Lì dentro c'è una quantità di roba utile per decifrare e leggere anche l'attualità più spicciola, che sono due testi fondamentali, I diari di Falcone e il caso Genchi. Nel libro dell'avvocato Basilio Miglio, in particolare, prosegue oggi su Libero Filippo Facci, si ricostruisce come le più buie viscere di Tangentopoli fossero già tutte nelle piste che Falcone e Borsellino battevano quando a Milano cincischiavano ancora sulle tangentine di Mario Chiesa. Fu questo a uccidere entrambi. Paolo Borsellino, nei pochi giorni che gli rimasero dopo la strage di Via Capaci, Falcone, parlò con Antonio Di Pietro, 25 maggio 92, dopo che l'aveva già fatto anche Falcone. E stava venendo fuori, disse Di Pietro, che le imprese nazionali si associavano con quelle locali, creavano associazioni, realizzavano appalti, producevano dazioni di denaro ai partiti e ai pubblici ufficiali. C'erano imprese nazionali, le quali, ha raccontato Di Pietro, pur lavorando sicuramente in Sicilia, non parlavano solo di lavori in Sicilia. L'esame di Antonio Di Pietro al processo trattativa fu chiesto solo dalla difesa del generale Mori, fu ritenuto superfluo dal collegio giudicante di primo grado, ammesso solo in appello. Ma l'attenzione di Borsellino per l'inchiesta Mafia e appalti dei ROS di Mario Mori è stata confermata anche da molti suoi colleghi di Palermo, tra questi Vittorio Aliquò, Gioacchino Natoli, Leonardo Guarnotta. Borsellino, ha detto Guarnotta, riteneva che l'uccisione di Falcone fosse dovuta a un intreccio perverso tra Cosa Nostra, mondo imprenditoriale, mondo economico, mondo politico. Tutti avevano intenzione a che Falcone fosse eliminato. Il libro di Basilio Miglio, prosegue Facci, è documentatissimo. Riparte dal 1990. Da Augusto Lama, un pubblico ministero di Massa Carrara che per primo indagò su presunte infiltrazioni mafiose nelle cave di marmo avvenute attraverso due aziende i cui pacchetti azionari appartenevano a Calcestruzzi Ravenna, società del gruppo Ferruzzi, ma che sarebbero state controllate da personaggi siciliani vicini a un gruppo mafioso. Una conferenza stampa del PM Lama, il 10 febbraio 92, riferì dell'inchiesta e fece nomi e cognomi. Finì male, il magistrato fu messo sotto procedimento disciplinare e neutralizzato. Intervenne anche il ministro di Giustizia a margine di un esposto che censurava le esternazioni su coinvolgimenti del gruppo Ferruzzi con la mafia. Il filone risorse appunto in Sicilia col dossier Mafia Appalti, in cui convergevano carte e verbali che mettevano a nudo il legame strettissimo tra Cosa Nostra e il mondo imprenditoriale e politico per la spartizione di commesse pubbliche, il cosiddetto tavolino al quale prendevano parte personaggi di altissima levatura. Era stato il generale Mori a consegnare a Giovanni Falcone, entusiasta, l'informativa Mafia Appalti, che parlava per esempio, nel dettaglio, di Angelo Siino, verrà definito il ministro dei lavori pubblici della mafia, la quale mafia, scrisse Mori, temeva gli attacchi alle sue attività economiche che le consentivano di sostenersi e di ampliare il proprio potere. Siino era l'uomo di Cosa Nostra per gestire i rapporti con gli altri protagonisti dell'affare appalti. Risultava che tra Cosa Nostra e imprenditoria e politica le ultime due non erano vittime, l'imprenditoria e la politica, ma partecipi. Se ne prese coscienza ancor prima che l'inchiesta Mani Pulite prendesse corpo. Lo ha confermato Di Pietro in dichiarazioni processuali a Palermo. Il 15 marzo 91, durante un convegno pubblico, Giovanni Falcone aveva detto: la materia dei pubblici appalti è la più importante, consente di far emergere l'intreccio mafia, imprenditoria, politica. La mafia è entrata in borsa.
Fu questo a mandare in bestia imprenditori legati alla mafia. Come disse Angelo Siino, Falcone aveva compreso che dietro la quotazione in borsa del gruppo Ferruzzi c'era effettivamente Cosa Nostra. Per questo, dopo la strage di Capaci, anche Paolo Borsellino sapeva di avere le ore contate. Aveva compreso che dietro la quotazione in borsa del gruppo Ferruzzi c'era la mafia. Aveva capito che Raul Gardini, allora secondo industriale italiano, aveva ceduto il 50% delle azioni della sua Calcestruzzi a Totò Riina e alla famiglia Buscemi di Palermo. Sapeva dell'accordo siglato presso la sede della Calcestruzzi tra lo stesso Siino, per conto di Cosa Nostra, e gli industriali del nord accorsi in Sicilia, tra questi l'ingegner Giovanni Bini della Calcestruzzi Ferruzzi di Ravenna, l'ingegner Lorenzo Panzavolta, il presidente di Confindustria Sicilia Filippo Salamone, il quale rappresentava anche il gruppo Salamone Miciche Vita di Agrigento, poi Sergio Di Paolo e Giuseppe Crini di Impregilo, Romano Tronci della De Bartolomeis, che rappresentava gli interessi delle cooperative del Partito Comunista Italiano, Giuseppe Lipera per la Rizzani De Ecker di Udine e ancora la Cogefar Impresit del gruppo Fiat. Borsellino sapeva di quella spartizione da 25 mila miliardi di lire, che prevedeva un 2,5% a Cosa Nostra, un 2,5% per proteggere le imprese con annessa fornitura di subappalti a impresine legate alla mafia e infine uno 0,9% addizionale per Totò Riina e Bernardo Provenzano, che avrebbero garantito la pace sociale. Borsellino sapeva tutto. 30 anni dopo, di quella stagione di sangue e di morte, conclude Filippo Facci, pagina 1 e pagina 7 di Libero. 30 anni dopo di quella stagione di sangue e morte, come racconta incredibilmente il libro dell'avvocato Basilio Milio, cominciamo a saperne qualche cosa anche noi. Decisamente interessante. Pezzo di Filippo Facci, oggi su Libero, pagina 1, pagina 7. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure. Di corsa e di gran carriera verso le altre prime pagine, Quotidiano di Sicilia, caro voli, la politica esce di scena, anzi no, ancora nuvole nei cieli di Sicilia e Sardegna, Roma passa la palla all'antitrust, il presidente siciliano Schifani sceglie il dialogo e incontra l'amministratore delegato di Ryanair. Italia Oggi apre sui crediti 110% disincagliati, si parte in Basilicata, società partecipate regionali pronte all'acquisto di 40 milioni, le società partecipate della regione Basilicata sono pronte all'acquisto in compensazione F24 di 40 milioni di crediti incagliati dal super bonus su base annua. Sono il consorzio di bonifica e società gestione acquedotto. Dopo la Basilicata, iniziative simili sono pronte per altre regioni, cioè in poche parole crediti 100%, 110 sul super bonus 110%, disincagliati perché? Perché le società delle regioni sono pronte ad acquistarli. Si vedrà. Un'azienda di Treviso stamperà in 3D organi umani utilizzabili per i trapianti. Di questo portento imprenditoriale parleremo tra poco. E poi diritto rovescio, la rubrica Il corsivo del direttore Magnaschi. La puntata di 8:30 sembrava ovvia e scontata. Lilli Gruber e Massimo Giannini, due bravi giornalisti, entrambi di Area, dovevano intervistare il segretario del PD, Elly Schlein.
Non era il primo incontro, in precedenza alla Schlein era stato sempre steso da loro il tappeto rosso. Mancava un brindisi con le bollicine di un celebre vino sud tirolese, ma sicuramente sarà stato gustato appena prima. L'atmosfera era sempre distesa, amichevole, complice. Questa volta invece è cambiato tutto. Schlein è stata trattata come i suoi colleghi. Quando sviava, come fa sempre, la richiamavano alla domanda. Sono arrivate a dirle: perché non si fa capire? E Schlein era incredula come un pugile suonato, rideva con il cuore in gola. È finita indecorosamente all'angolo. Questa puntata è storica, conclude Magnaschi. Sancisce infatti, senza equivoci, la fine di un bluff o di un equivoco. Zingaretti, che l'ha voluta, ammette che se Schlein prende il 17% alle europee è un miracolo. Franceschini, che l'ha inventata, ha altro da fare. Bonaccini, che l'ha allevata, si defila perché dice che non vuole sparare sulla Croce Rossa, testuale. Le jeu sont faits, rien va plus. Così conclude il direttore di Italia Oggi. Detto questo, noi lasciamo Italia Oggi e andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Fisco, le novità dei dipendenti per i dipendenti e le imprese, le 13esime detassate anche per i pensionati dal 2024, aliquota agevolata al 10% per non le 13esime di quest'anno ma le prossime, allora aliquota agevolata al 10% per gli incrementi contrattuali in una sorta di mini flat tax incrementale per dipendenti, deduzione per le spese per smart working, tassazione agevolata per le imprese che riportano la produzione in Italia, sono alcune delle indicazioni che emergono dalle bozze delle commissioni ministeriali per la riforma del fisco per dipendenti e imprese. Anche in questo caso vedremo. Mentre diamo uno sguardo rapido anche al Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, ancora una frustata per le donne iraniane è l'apertura. Punizioni più crudeli per chi non porta il velo. La stretta dell'Iran arriva a un anno dalla morte della giovane Mahsa. Per quanto concerne l'Italia, intercettazioni e limiti all'uso dei Trojan Horses, sì a Forza Italia in Senato, l'ira di PD e 5 Stelle. Poi sopravvive all'iniezione letale, orrore negli Stati Uniti, ma il giudice ordina: asfissiatelo. L'Alabama fissa una nuova esecuzione tramite azoto, un metodo mai applicato, scrive Il Dubbio, che intervista poi l'avvocato Spanger. Nel disegno di legge Nordio passi avanti, ma va rafforzato ancora il diritto di difesa. Così abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani di oggi. Un breve estratto dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni, la Premier, nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in tema di immigrazione dall'agenzia AGI, Agenzia Italia. È a questa gente che un certo approccio ipocrita in tema di immigrazione ha fatto arricchire a dismisura. Ma noi vogliamo combattere la mafia in tutte le sue forme e combatteremo anche questa. Il punto è che combattere le organizzazioni criminali dovrebbe essere un obiettivo che ci unisce tutti, che investe anche le Nazioni Unite, che investe anche questo luogo. Perché davvero un'organizzazione come questa, che afferma nel suo atto fondativo la fede nella dignità e nel valore della persona umana, può voltarsi dall'altra parte di fronte a questo scempio? Davvero possiamo fingere di non vedere che oggi al mondo non esiste attività criminale più profittevole del traffico di migranti, quando proprio i rapporti ONU certificano come questo business abbia raggiunto per volumi di denaro il traffico di droga e ampiamente superato il traffico di armi? Davvero questa assemblea, che in altri tempi ebbe un ruolo fondamentale nel debellare definitivamente quel crimine universale che era la schiavitù, può oggi tollerare che torni sotto altre forme, che si continui a mercificare la vita umana, che vi siano donne portate in Europa a prostituirsi per ripagare debiti enormi contratti con i trafficanti, o uomini abbandonati nelle mani della criminalità organizzata? E davvero possiamo dire che sia solidarietà accogliere in via prioritaria non chi ne ha davvero più bisogno, ma piuttosto chi ha i soldi per pagare quei trafficanti e consentire ai trafficanti di stabilire chi abbia diritto a salvarsi? Io penso di no. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Ma per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte.
Con il processo di Roma che abbiamo avviato a luglio con la conferenza su migrazioni e sviluppo, abbiamo coinvolto le nazioni mediterranee e diverse nazioni africane su un progetto che si snoda lungo 2 direttrici fondamentali: sconfiggere gli schiavisti del terzo millennio da un lato, affrontare le cause alla base della migrazione dall'altro, con l'obiettivo di garantire il primo dei diritti, che è il diritto a non dover emigrare, a non essere costretti a lasciare la propria casa, la propria famiglia, a recidere le proprie radici, potendo trovare nella propria terra le condizioni necessarie a costruire la propria realizzazione. Cos'è che diceva Alberto Lupo e cosa gli rispondeva Mina nella celeberrima canzone? Parole, parole, parole. L'ONU dichiari guerra globale ai trafficanti. Che farà l'ONU? Cosa faranno le Nazioni Unite? Nel frattempamente sulla crisi migratoria, la Stampa, pagina 3, l'avevamo citato prima, prima pagina, Alessandra Ghisleri certifica, da par suo, Euromedia Research, sondaggio del 19 settembre 2023, che 6 italiani su 10 bocciano il governo e lo scontro spinge la Lega oltre il 10%. I sondaggi valgono quello che valgono, servono a quello che servono, però in questo caso servono a far capire a chi deve capire che insomma magari fate un favore alla Lega, anche se non è proprio così, però insomma regolatevi. Gli sbarchi di Lampedusa preoccupano il 75% degli intervistati, con punte fino al 90% tra gli elettori di centrodestra. Il 36% invoca maggiore durezza nell'azione di contrasto e interventi per aiutare la crescita dei paesi più poveri. Intenzioni di voto politiche, partiamo da lì al 19 settembre, Fratelli d'Italia 27,6 secondo la dottoressa Ghisleri, PD 19,2, 5 Stelle 16,6, Lega per Salvini Premier 10,4%, Forza Italia Berlusconi 7%, Azione Calenda 4,1, Italia Viva Renzi 3 e via dicendo. Intenzioni di voto politiche per coalizioni, totale centrodestra 45,7%, totale centrosinistra escludendo i 5 Stelle 24,5%, 5 Stelle 16,6%. Quanto ritiene importante oggi la tematica dell'immigrazione e le politiche migratorie? È la domanda del sondaggio di Ghisleri. Molto abbastanza fanno in totale 74,2%, poco per nulla soltanto il 20,6%, quindi il 74% degli interpellati è molto o abbastanza preoccupato dalla tematica immigrazione e politiche migratorie. Il molto viaggia a livelli elevati, soprattutto in Fratelli d'Italia, sono molto preoccupati gli elettori, più di quelli della Lega di Salvini e più di quelli di Forza Italia. Anche i 5 Stelle, gli elettori 5 Stelle sono molto preoccupati dell'immigrazione stando a questo sondaggio. Altra domanda, pensando al tema immigrazione, mi dica se promuove o boccia l'operato del governo Meloni fino ad oggi. Totale del campione, promuovo il governo 25,9, boccio il governo 59%, non so 14,8. In Forza Italia promuove il governo il 58, lo boccia il 31, nella Lega siamo in pari, il 40 lo promuove, il 41,5 lo boccia, in Fratelli d'Italia lo promuove il 64,8 ma lo boccia il 31,8% delle opposizioni, naturalmente l'87% del PD lo boccia, l'80% dei 5 Stelle e via dicendo. Ultima domanda, per quelli che sono i suoi valori e le sue convinzioni, cosa manca al nostro attuale governo per gestire meglio il fenomeno migratorio e gli sbarchi? In totale, sul campione totale, una maggiore organizzazione 45%, maggior durezza 36%, maggior apertura e accoglienza 13%. In Forza Italia sono per la maggiore organizzazione il 52%, per la maggior durezza il 39%, nella Lega per più organizzazione il 29%, maggior durezza il 63%, così come in Fratelli d'Italia, maggior durezza il 64,8%. In pubblico, scrive Ghisleri, si mette spesso l'identità politica davanti alle proposte, leghisti spaccati tra chi chiede più rigidezza e chi approva. Questo in pillole il sondaggio di oggi sulla Stampa di Alessandra Ghisleri. 6 italiani su 10 bocciano il governo, la Lega oltre il 10% nelle intenzioni di voto e il 75% è preoccupato e molti chiedono più durezza. Mentre sul tema immigrazione c'è l'intervista di Marco Cremonesi, come dicevamo, sul Corriere della Sera a Luca Zaia.
Aiutano ma non bastano, dice Luca Zaia a proposito dei CPR, centri permanenza per il rimpatrio degli immigrati potenzialmente clandestini. La situazione è preoccupante se non allarmante, dice il governatore veneto, che definisce quella in corso sull'immigrazione una tempesta perfetta che può rendere necessario rivedere i nostri servizi sanitari, sociali, educativi, che rischia di aprire una questione sociale vera. Domanda il Cremonesi. Le strategie nazionali e internazionali del governo vengono criticate in Italia e all'estero. Vorrebbe un cambio di passo? Risponde il Zaia. La colpa, me lo faccia dire con la massima chiarezza, non è del governo. Se parlo di tempesta perfetta è perché le attuali ondate migratorie dipendono da parecchie cause, non ultima la guerra in Ucraina. Da noi ci lamentiamo delle bollette. In Africa la difficoltà di non potersi pagare il cibo riduce alla fame. Eppure, osserva l'intervistatore, molti suoi colleghi governatori negli ultimi giorni non hanno fatto mancare critiche a tener banco la collocazione dei centri di permanenza per il rimpatrio CPR che nessuno vuole. I CPR, risponde Zaia, sono indubbiamente un anello della catena di gestione, strumento che completa la filiera, ma è doveroso dire che non risolveranno il problema. Guardo i numeri, perché tutta l'Africa in Italia non ci sta e ovviamente non è questione di razzismo e di casacca politica. La realtà, questi flussi non ci possono essere, non riusciamo a sostenerli. Non c'è dubbio che noi dobbiamo aiutare chi scappa da morte o fame, ma quest'anno il bilancio non può che far arrabbiare. I dati degli ultimi anni ci dicono che solo l'8% avrà lo status di rifugiato. Se è vero come sembra che quest'anno gli arrivi saranno 200.000, solo 16.000 avranno il riconoscimento di essere scappate da morte e fame. Arrotondiamo i numeri, arriviamo coi diversi istituti di protezione al 30%, la verità è che almeno un 70% dovrebbe avere come destinazione il rimpatrio. Significa che avremo 140.000 persone a fine anno da rimpatriare. Lei sa quanti sono stati negli ultimi anni? Quest'anno i rimpatri forzati sono stati 2.270, nel 22 3.200. La verità è che non siamo in grado di fare rimpatri significativi. Una procedura complicata che prevede passaggi di carte, organizzazione logistica, una scorta, a volte in aereo 4 o 5 agenti per accompagnare un solo migrante. Insomma, dice Zaia al Corriere della Sera, è un'utopia pensare di rimpatriare una parte significativa di coloro che sono arrivati senza titolo. È come svuotare il mare col secchio. Gli imprenditori veneti dicono di aver bisogno di manodopera, interviene il Cremonesi. Le regioni non potrebbero avere un ruolo nel guardare dentro chi arriva in vista di un avviamento al lavoro? Risponde il Zaia. Se non si vuole essere il solito ufficio complicazioni affari semplici, avrebbe un senso. È certamente un tema da affrontare nel rispetto dell'occupazione dei residenti, sapendo che non potremo dare 200.000 posti di lavoro. Consapevoli che se nel mercato del lavoro ci fossero riduzioni di posti, non è che potranno essere i residenti con famiglia e figli a rimanere disoccupati. Il tema del lavoro è delicato, anzi sacro. Non possiamo rischiare conflitti sociali. Le regioni chiedono un ruolo e non solo oneri. Lei non si associa alla richiesta? Risponde Zaia, io sono il primo ad aver proposto un governo del sistema basato su accoglienza diffusa e concordata. Mi sono preso una valanga di critiche. Oggi la filiera prevede che chi fa il controllo dei confini si occupi anche della distribuzione migranti. Credo sia giusto così. Se si separassero le due questioni, rischieremo che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra. La premier Meloni si è affidata al dialogo col presidente tunisino Sayed, la comunità internazionale non sembra apprezzare. Lei che ne pensa? Risponde Zaia, la Tunisia in questo momento rappresenta una parte fondamentale del problema immigrazione, ma a me pare che in quel paese in questo momento non ci sia un governo affidabile. Sono però molto d'accordo con la Premier che ha portato la questione immigrazione di fronte all'ONU e continua a insistere con l'Unione Europea, la grande assente che giorno dopo giorno ci accredita il ruolo di campo profughi. Ultima domanda, cosa dovrebbe fare l'Unione? Le rispondo con una domanda. Cosa sta facendo Mari Juric? Cosa fa la referente per rimpatri, la Return Coordinator? I collocamenti europei si possono contare sulle dita delle mani. Per giunta ci sono paesi come Austria e Francia che stanno sospendendo il trattato di Schengen. Lo chiede un europeista convinto. L'Unione può occuparsi soltanto della carne sintetica? E con questa atroce domanda si chiude l'intervista a Luca Zaia sul Corriere della Sera. Sempre dal Corriere della Sera, però in tema di Europa,
PNRR, in arrivo altri 35 miliarducci di debito, che gioia, che felicità, come cantava Giorgio Bracardi in una celeberrima canzone con Elio e le storie tese. La linea di Fitto, che felicità, cerca questa canzone che è oscena, intrasmettibile ma perfetta, la linea di Fitto per il negoziato dell'Unione Europea. Il ministro Fitto dice ottima la trattativa, ottima e abbondante, avanti sulla terza e quarta tranche. Il governo propone modifiche per la quinta rata. Il PNRR è il piano approvato nel 21 dall'Italia per rilanciare l'economia dopo la pandemia e permettere lo sviluppo verde e digitale del paese. Per finanziare interventi il governo italiano ha approvato anche il PNC, il piano nazionale complementare, con risorse pari a 30,6 miliardi di euro. Tanto paghiamo noi. 3 riunioni della cabina di regia sul PNRR in meno di una settimana. La prima ieri, le prossime il 25 e 26 settembre. Dopo il via libera preliminare della Commissione europea, la terza rata del PNRR da 18 miliardi e mezzo di euro e il sì alle modifiche richieste dall'Italia agli obiettivi per la quarta rata da 16,5 miliardi, il governo ha deciso di fare il punto sull'attuazione del PNRR, chiamando a raccolta tutte le istituzioni coinvolte. La trattativa con Bruxelles continua sulla quinta rata e sull'altro meccanismo, Repower EU. Il ministro degli affari europei Raffaele Fitto, che ha la delega sul PNRR, è molto soddisfatto, scrive il Corriere della Sera, mentre il capo dello Stato, moltissimo da par suo, ha detto al capo dello Stato della Repubblica, bensì federale, che aggettivo osceno, tedesca, Steinmeier, che le regole di bilancio di Bruxelles non devono essere ottuse. Come l'ha presa il presidente della Repubblica, bensì federale tedesca? Non si sa. Ha detto sì al rigore, ma non cieco. Che vuol dire tutto, ma anche niente. Tutto, niente, niente. Italia e Germania insieme per nuove sfide. Il ministro delle Finanze di Berlino è contrario a percorsi differenziati di rientro del debito. Tutto ciò è estremamente interessante. Nel frattempo, su ilsussidiario.net, uno scenario, Unione Europea, mercati finanziari, per far cadere la Meloni e mettere il Gentiloni al governo. C'è un piano per mandare in crisi il governo Meloni, scrive su sussidiario.net Paolo Torricella. Il piano prevede crisi del debito, uso migranti e faccia giusta da mettere a Palazzo Chigi. La faccia giusta è quella del commissario Gentiloni Silveri Vien dal Mare, il nobile, il conte Gentiloni, che è già stato segretario del PD e presidente del Consiglio Italico. Mentre Elly Schlein continua la sua ricerca del tempo perduto, scrive Paolo Torricella, homepage ilsussidiario.net. Tempo perduto fatto per la Schlein di Eschimo, sciarpe rosse, idee radicali, sperando di riportare nelle piazze un popolo che forse non esiste più, mentre la Schlein perde tempo su ste fesserie, una parte più sotterranea e radicata del PD marcia decisa verso una soluzione diversa, tornare al centro della politica, non star lì a cantare alla luna di stronzate. Come sempre, nessuno lo ammette, ma, scrive il sussidiario.net, all'orizzonte i venti di potenziale crisi finanziaria soffiano rapidi, tumultuosi. Qualche fresca arietta di crisi è già arrivata. I mercati, tramite il mitico Financial Times, fanno sapere che a breve i fondi partiranno all'assalto del debito italiano. In Europa Meloni non batte chiodo su immigrati e parametri di bilancio, patto di stabilità. La primavera potrebbe portare a un risultato non esaltante per la coalizione di centrodestra insieme a un momento di stallo della cosa pubblica, aprendo una fase di dialogo tra partiti oggi alieni. Come ha insegnato la scorsa legislatura, ormai tutto si può fare, basta trovare la faccia giusta. Al momento quella di Paolo Gentiloni è perfetta. Ex rutelliano Margherita, amico di Renzi, ha mantenuto fede al PD da commissario europeo, già primo ministro, discendente di governanti da generazioni, un suo avo governò sotto il re, moderato nei toni, ma di centrosinistra, ha tutte le carte in regola per archiviare le due ragazze, Giorgia e Elly, la Elly barricadera e la Giorgia nazionale, che una volta caduta farebbe fatica a rialzarsi. Ed ecco che il PD accetterebbe un governo solo e se e solo se guidato da Paolo Silveri Gentiloni Vien dal Mare, il che aprirebbe alla definitiva archiviazione dell'esperienza Schlein. La ragazza lo sa, perciò vuole modificare lo statuto e far votare su tutto anche i non iscritti, consapevole di avere una base di consenso
refrattaria, scrive il sussidiario alle tessere e all'impegno diretto. Queste strategie, recupero della vocazione istituzionale del PD, rinascita di movimentismo, sono destinate a deflagrare. Il governo sta intanto gestendo una marea di emergenze che lo obbligano ad accantonare ogni programma elettorale che ha portato le forze di maggioranza a Palazzo Chigi. Perciò potrebbe essere un'ipotesi concreta che la legislatura non si chiuda come è partita. Sarà il PD a decidere se essere parte della soluzione o se rifugiarsi nelle rigidità all'hashline. Per ora, quel che conta è che la spaccatura interna è tale che già ci sono in campo due leader. Arriva Gentiloni. Altro tema invece a proposito di economia, ne abbiamo parlato poco fa, diseguaglianza in Italia, se ne parla spesso, cosa è cambiato in 30 anni, il punto di Daniele Checchi e Tullio Iappelli lo trovate su lavoce.info. Tra le più alte nei paesi OCSE, la diseguaglianza di reddito in Italia è cresciuta nettamente fin dall'inizio degli anni 90. Ha fatto un ulteriore balzo durante la pandemia Covid. Potrebbe essere riconducibile alla maggior flessibilità del mercato del lavoro che, insomma, da Treu in avanti è stato un cavallo di battaglia dei prodiani, della sinistra, del PD, che furono i primi a introdurre la mitica flessibilità del mercato del lavoro, ha prodotto diseguaglianza. Ma guarda un po'. Il pezzo è interessante, sulla voce.info, parte dalle diseguaglianze di reddito nel periodo 1990 e 2020 e una possibile spiegazione con alcuni grafici interessanti. Lo trovate in home page sulla voce.info. Vi segnalo invece, a proposito di cose interessanti, cosa sappiamo su Gemini, la nuova intelligenza artificiale di Google, su wired.it. Un numero ristretto di aziende ha avuto da Google la possibilità di testare una prima versione di quello che nelle intenzioni sarà Gemini, appunto il concorrente di GPT-4 di OpenAI. Ne ha parlato ieri di intelligenza artificiale anche Giorgia Meloni. Nel frattempo, a proposito di riforme, lo sport entra in Costituzione. È una pagina storica, ha detto Giorgia Meloni, e il ministro del comparto sportivo Abodi ha detto che bisogna poi attuare la riforma. Via libera definitivo della Camera alla proposta di legge che inserisce la tutela dello sport in Costituzione. Il sì è arrivato all'unanimità. Su questo sono tutti d'accordo, 312 voti a favore. Il testo è composto di una sola norma. All'articolo 33 della Carta Costituzionale si aggiunge: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Questo ricorda in particolare la prima comunicazione, primaonline.it questa mattina. L'approvazione all'unanimità della riforma è una pagina storica per la nazione, ha detto Giorgia Meloni. Riconoscere nella nostra carta fondamentale il valore educativo sociale di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, compreso lo scopone scientifico, è una vera e propria rivoluzione culturale. L'ok alla Camera è una vittoria dello sport, ha detto Meloni, in ogni sua declinazione. Segno di attenzione nei confronti di tutti i cittadini che praticano attività sportiva, riconoscimento degli operatori e lavoratori del mondo dello sport, che è segmento significativo della nostra economia per troppo tempo dimenticato. Il ministro per lo sport e i giovani Abodi ha guardato oltre pensando all'attuazione adesso della Costituzione. È un temino interessante che dal 47-48 in avanti ha occupato le migliori menti della nazione italica. Tantissime parti della Costituzione non sono mai state attuate. Vediamo di attuare quella nuova sullo sport. Non basta una norma in Costituzione, ha detto il ministro Abodi, anche se è un passo importante. Sarà fondamentale farla vivere nelle scelte di carattere politico e di governo nazionale e sul territorio. Nel frattempo l'Italia è il secondo paese europeo, una nota ANSA ripresa da Dagospia, è il secondo paese europeo più rilevante nell'industria della gomma e della plastica, subito dietro alla Germania, e la Lombardia guida il comparto, incidendo per un terzo delle unità e degli addetti in tutto il paese. La Lombardia è anche quella regione che genera il maggior valore economico e il maggior valore aggiunto in Italia. Italia, che è il secondo paese europeo, scrive l'ANSA, più rilevante nel settore gomma e plastica, soltanto dopo la Germania per numero di unità locali e valori di fatturato e valore aggiunto, mentre nel complesso la Lombardia,
questa non è una novità, è il territorio più importante d'Italia nel settore gomma plastica, incidendo per 1/3 delle unità locali e degli addetti sul totale. Sono dati del report realizzato da Asso Lombarda. Il peso della Lombardia sale se si considera il valore economico generato. Il settore lombardo nel 21 ha generato 22,3 miliardi di fatturato, 5,5 miliardi di valore aggiunto. Che facciamo per sostenere i comparti produttivi? Intanto, a proposito di eccellenze imprenditoriali, Italia Oggi, a pagina 10, si occupa di intervistare Roberto Rizzo, patron di un'impresa trevigiana che costruisce in 3D. Roberto Rizzo stampa in 3D anche organi umani e partecipa al varo di un velivolo ipersonico europeo. Un aereo costruito col metaverso, titola Italia Oggi. Entro 10 anni arriveranno anche gli organi da trapiantare. Organi stampati in 3D a partire da cellule del paziente. Quindi, tra l'altro, non avranno problemi di rigetto perché conterranno il DNA della persona che beneficerà dell'impianto. Ad ottobre inizieremo la consegna dei primi esemplari di Electro Spider, una biostampante in grado di realizzare riproduzioni di tessuti e organi umani. Queste riproduzioni oggi possono essere utilizzate per ricerca medica in ambito oncologico, per lo studio di malattie genetiche rare e nello sviluppo e test di nuovi vaccini. Ma il nostro obiettivo a lungo termine è arrivare a stampare organi per trapianti. I nostri sforzi sono su questo obiettivo, dice Roberto Rizzo, 63 anni, veneto, laurea in ingegneria aeronautica. Negli Stati Uniti ha lavorato in simulazioni 3D nella progettazione dei Boeing. Nel 2003 ha fondato Solid World, sede a Treviso, con l'obiettivo di applicare il know-how della progettazione virtuale tridimensionale a settori nuovi, tra i quali il biomedicale, ma anche tutto quanto riguarda la fabbrica digitale. L'azienda di Roberto Rizzo, Solid World di Treviso, è quotata allo Euronext Growth Milan. Prima domanda, la vediamo dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica in calo sul nostro paese, dove aumenterà il rischio di piogge nel corso della giornata. Al mattino rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord e parte delle regioni centrali. Altrove sarà asciutto, ma con nuvolosità in aumento ovunque. Nel pomeriggio ulteriore aumento del rischio di precipitazioni anche temporalesche al nord, nonché sul medio versante tirrenico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Ritorniamo in diretta, Federico Borsari, che saluto e ringrazio. Cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato Bach, Fantasia in Do minore, e il pianista era György Sándor, nato a Budapest il 21 settembre 1912. Grazie a Federico Borsari. Torniamo appunto alla intervista interessante a Roberto Rizzo. La sua azienda stampa in 3D organi umani partecipa al valo di un velivolo ipersonico europeo. Sta a Treviso, si chiama Solid World. Nel mondo, dice il fondatore dell'impresa Solid World, il fabbisogno di organi umani per trapianti è in aumento. Le liste d'attesa per chi attende un organo sono lunghe, purtroppo molte persone muoiono mentre attendono il trapianto. È un problema sanitario mondiale. Riuscire a stampare in 3D organi per i trapianti è la soluzione definitiva al problema. Quando ci arriveremo, al momento gli organi stampati non si possono ancora utilizzare per trapianti. La ricerca procede a passi da gigante. Credo che entro 10 anni potremo arrivare a questo risultato. Gli organi stampati in 3D a partire dalle cellule del paziente, tra l'altro, non avranno problemi di rigetto perché conterranno il DNA della persona che beneficerà dell'impianto. L'Italia è tra i primi 4 attori internazionali nel campo di tecnologia medicale. È un bene, il Servizio Sanitario Nazionale, che va salvaguardato fino in fondo. Garantire la salute a tutti i cittadini è un dovere. La ricerca scientifica però costa molto. In questo momento i fondi pubblici sono limitati. Ci siamo ispirati al modello statunitense, racconta Rizzo. Società private e istituti di ricerca collaborano. Abbiamo iniziato a collaborare col Dipartimento Bioingegneria Università di Pisa 4 anni fa, finanziando la loro ricerca sulle biostampanti. Senza questa collaborazione l'obiettivo dell'Electrospider probabilmente non sarebbe stato raggiunto. La biostampante per i tessuti e gli organi umani. E tra le altre cose, l'azienda in questione costruirà un aereo con il metaverso. Lo spiega nell'intervista il fondatore dell'azienda. Mentre, per tornare alla politica, l'ennesimo sgambetto della Lega a Giorgia Meloni, una nota su Dagospia, il presidente del Friuli Venezia Giulia Federica ha bocciato il progetto del gruppo ucraino Metinvest, gli stessi dell'acciaieria Azovstal, di costruire in Friuli Venezia Giulia un impianto utile per la ricostruzione del paese distrutto dalla guerra. Il problema è che Giorgia Meloni ha stretto accordi con l'Ucraina di natura commerciale, impegnandosi nella ricostruzione del paese, tira aria di figuraccia internazionale, secondo Dagospia. Il capitolo invece dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh lo apriamo con una nota ripresa dall'agenzia AGI dell'ambasciatore dell'Azerbaigian Aslanov. Abbiamo il diritto di eliminare le zone grigie in Azerbaigian. Zone grigie significa gli armeni. Apprezziamo la sincera iniziativa di mediazione dell'Italia. Le nostre relazioni si basano sul partenariato. Le relazioni tra Azerbaigian e Italia si basano sul partenariato strategico. Apprezziamo tutte le iniziative di mediazioni utili per la pace con l'Armenia proposta dall'Azerbaigian, cioè alle nostre condizioni, dice l'ambasciatore azero in Italia Rashad Aslanov in un'intervista all'AGI in cui spiega le ragioni dell'operazione militare avviata nella regione del Karabakh o in lingua armena Artsakh. L'ambasciatore azero in Italia, Aslanov, chiarisce che tutte le questioni relative alla regione in Azerbaigian sono questioni interne. Come più volte sottolineato dal mio presidente, gli armeni che vivono nel Karabakh possono continuare a vivervi come cittadini dell'Azerbaigian e possono godere degli stessi diritti offerti dalla nostra Costituzione a ogni cittadino. Considerando l'appello dei rappresentanti degli armeni della regione del Karabakh in Azerbaigian, è stata presa la decisione di sospendere le misure di antiterrorismo locali a partire dalle 13 del 20 settembre, nei seguenti termini. Le forze armate armene di stanza nel Karabakh e i gruppi armati illegali depongono le armi, si ritirano dalle loro posizioni, sono soggetti al completo disarmo. Le formazioni delle forze armate armene lasciano il territorio dell'Azerbaigian e i gruppi armeni illegali vengono sciolti. Contemporaneamente vengono consegnate tutte le munizioni e l'equipaggiamento militare pesante. Sempre su invito di Baku, ha aggiunto l'ambasciatore, domani si svolgerà a Yevlak un incontro con i rappresentanti degli armeni residenti nel Karabakh per discutere della reintegrazione degli armeni sotto la Costituzione azerbaigiana. Quelle messe in atto nella regione del Karabakh, dice ancora l'ambasciatore
dell'Azerbaigian in Italia sono misure antiterrorismo locali all'interno del territorio sovrano dell'Azerbaigian per il ripristino dell'ordine costituzionale. È nostro diritto eliminare le zone grigie all'interno del nostro territorio. Quale paese accetterebbe l'esistenza illegale di forze armate e zone grigie nel suo territorio sovrano? Vorrei chiarire, dice l'ambasciatore azero in Italia, che non esiste più la cosiddetta unità territoriale Nagorno-Karabakh in Azerbaigian. Esiste la regione economica del Karabakh nel territorio sovrano della Repubblica dell'Azerbaigian, dove ieri sono state varate misure di antiterrorismo locali. È noto, aggiunge l'ambasciatore, che il 20% dei territori dell'Azerbaigian è stato occupato dall'Armenia per quasi 30 anni. L'Armenia ha condotto pulizia etnica e massacro degli azerbaigiani negli anni 88-93. Abbiamo avuto più di 750.000 sfollati interni provenienti dai territori occupati, più di 250.000 rifugiati dall'Armenia che stanno aspettando di tornare alle loro case. Dopo la firma della dichiarazione trilaterale nel novembre 2020, l'Armenia aveva l'obbligo di ritirare le sue forze armate dai nostri territori, ma non lo ha fatto. Per quasi 3 anni l'Armenia ha mantenuto le sue forze armate nell'Azerbaigian, finanziandole, fornendole ogni tipo di materiale e assistenza militare. Oggi ci sono 10.000 soldati armeni illegali nel Karabakh che terrorizzano i cittadini azerbaigiani da anni. Questo terrorismo deve essere fermato. Ieri 2 veicoli sono esplosi su una mina anticarro piazzata da un gruppo di sabotaggio delle forze armate armene nella regione di Khojavan, uccidendo 2 civili e 7 membri del Ministero degli Interni. Il numero totale delle vittime antiuomo ha raggiunto le 320 persone, più di 60 delle quali sono morte dopo la guerra patriottica di 44 giorni nel 2020. Quindi un'operazione, conclude l'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, ripreso ampiamente dall'agenzia AGI, quella dell'ENI, non per caso, quindi un'operazione che ha l'obiettivo di prevenire possibili provocazioni su larga scala da parte delle forze armate armene situate nella regione economica del Karabakh e per garantire l'attuazione delle disposizioni della dichiarazione trilaterale del 2020, nonché per il disarmo e ritiro delle unità delle forze armate dell'Armenia dai territori dell'Azerbaigian, la neutralizzazione delle loro infrastrutture, la garanzia della sicurezza della popolazione, dei dipendenti, eccetera. Gli obiettivi delle misure antiterroristiche sono solo ed esclusivamente formazioni militari e infrastrutture militari illegali. L'Azerbaigian non prende di mira popolazioni civili. A questo proposito è necessario che la popolazione civile armena si tenga lontana da obiettivi militari. Infine, il paese ha ripetutamente affermato che la permanenza di unità delle forze armate dell'Armenia nella regione del Karabakh costituisce una seria minaccia alla pace. Così ragiona l'Azerbaigian e lo riporta non per caso l'agenzia dell'ENI, perché questa, scrive Dario Prestigiacomo su Europa Today, è un'altra guerra pagata con il nostro gas. A proposito di ENI, l'invasione dell'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh arriva dopo un anno record nelle esportazioni energetiche dell'Azerbaigian. 35 miliardi di incassi, quasi la metà solo grazie all'Italia. L'operazione militare lanciata dall'Azerbaigian contro la popolazione armena in Nagorno-Karabakh si è conclusa col cessate il fuoco da parte delle truppe armene. Secondo il governo di Yerevan, 32 persone uccise. Guerra lampo che l'Azerbaigian ha condotto contando sulla supremazia militare e, pare, sul benestare della Russia, ma anche sugli introiti sempre più lauti che l'Azerbaigian sta incassando grazie alla vendita di gas e petrolio all'Unione Europea, ma sarebbe meglio dire all'Italia sostanzialmente, perché in pratica l'Azerbaigian ha fatto 35 miliardi di incassi dall'export energetico, la metà dei quali arrivano dall'Italia. Dopo l'invasione russa in Ucraina, quella nel Nagorno-Karabakh può essere definita una nuova guerra, pagata anche con i soldi degli italiani. L'Unione Europea ha siglato un accordo con l'Azerbaigian per raddoppiare entro il 2027 le forniture attraverso il gasdotto che arriva fino a Melendugno, in Puglia, dagli 8 miliardi di metri cubi del 21 ai 12 del 22. A beneficiarne l'Italia. Nel 22 la quota di gas naturale proveniente dall'Azerbaigian è salita in Italia al 14% del totale importato dall'estero contro il 9,9% dell'anno prima.
nei primi 7 mesi del 23 è aumentata ancora al 15,1%, seconda solo a quella dell'Algeria. Per il governo dell'Azerbaigian è stata una manna. L'economia dell'Azerbaigian dipende da petrolio e gas, che sono il 93% dell'export. Nel 22 hanno garantito introiti all'Azerbaigian per 35 miliardi di euro contro i 20,5 dell'anno precedente. Nel 2022 il 46% dell'export di fonti fossili dall'Azerbaigian ha avuto come destinazione l'Italia, il che vuol dire che abbiamo pagato all'Azerbaigian, come Italia, 16 miliardi e mezzo di euro. Non solo gas, per l'Azerbaigian siamo anche il principale cliente europeo di petrolio. Con l'embargo russo, Baku è diventato il nostro secondo fornitore dopo l'Iraq, scrive Europa Today. A proposito di Europa Today, ve lo cito rapidamente, in Spagna il galiziano, il basco e il catalano sono diventate lingue ufficiali del Parlamento. Insorge la destra, Popolari e Vox, cioè i nostri alleati. Era una delle richieste poste dai separatisti per appoggiare il governo del socialista Sánchez. I deputati spagnoli, racconta Alfonso Bianchi su Europa Today, potranno da oggi parlare in aula anche in catalano, basco, galiziano e non solo in castigliano. Le 3 lingue regionali sono diventate idiomi co-ufficiali di lavoro al Parlamento di Madrid. Pensate che begli interventi in milanese si potrebbero fare a Roma. La modifica nelle intenzioni, o in siciliano, perché no? La modifica, anzi perché sì, in sardo, in friulano, la modifica nelle intenzioni dichiarate intende aiutare la Camera a progredire sulla strada della pluralità linguistica. La riforma è stata chiesta dal partito separatista catalano Junts di Carles Puigdemont, del cui sostegno il primo ministro ad interim, il socialista Sánchez, ha bisogno per riuscire a formare un nuovo governo, dopo che le elezioni di luglio, non hanno dato una chiara maggioranza. La mossa di ammettere il galiziano, il basco e il catalano come lingue ufficiali del Parlamento spagnolo è stata criticata dal Partito Popolare spagnolo e da quello di estrema destra Vox, gli alleati di Giorgia Meloni in Europa, e i cui deputati hanno manifestato disappunto, lasciando l'aula in segno di protesta e gettando i propri auricolari per le traduzioni in tempo reale sulla sedia di Sánchez. Da ora in poi tutti i discorsi saranno tradotti in tempo reale da interpreti, come avviene al Parlamento europeo, in modo tale che tutti possano parlare nella lingua che preferiscono e ascoltare i discorsi in quella che capiscono. La riforma ha avuto il via libera con 176 voti a favore, 169 contrari. Il galiziano è stata la prima lingua co-ufficiale ad essere parlata l'altra mattina. Così su Europa Today, dal quale vi segnalo anche un altro articolo dedicato alla Bulgaria, un intero paese bloccato dai trattori e il premier accusa contadini, siete terroristi, niente meno. Il governo bulgaro ha deciso di revocare l'embargo sui cereali dall'Ucraina. I coltivatori hanno protestato in tutto il paese e puntano ad estendere le restrizioni. Tutta la Bulgaria bloccata da agricoltori dopo che il premier li ha accusati di essere terroristi. Le manifestazioni sono esplose lunedì 18 settembre. I contadini si sono riuniti sui loro trattori, sventolando bandiere nazionali, suonando clacson, mentre bloccavano le strade principali e interrompevano il traffico. È una rivolta, ha detto il canale televisivo Nova, mostrando le immagini di 46 blocchi, centinaia di trattori e macchine agricole nei punti nevralgici delle strade bulgare. La Bulgaria, con altri 4 paesi dell'Unione Europea, da aprile era stata autorizzata ad applicare restrizioni all'ingresso di merci agroalimentari dall'Ucraina, in deroga a un accordo commerciale tra Ucraina e blocco europeo. L'unico obbligo rimasto era garantire il passaggio delle derrate che erano destinate a raggiungere altri paesi dell'Unione Europea. Pochi giorni fa il governo bulgaro ha deciso di consentire la ripresa delle importazioni dall'Ucraina, sostenendo che il divieto ha privato il governo di entrate fiscali e ha causato un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. L'Unione Europea il 16 settembre, giorno dopo la scadenza dell'autorizzazione, ha deciso di non rinnovare l'embargo da parte dei 5 paesi dell'Est Europa, ma Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno deciso di imporre unilateralmente i propri blocchi. La decisione ha provocato l'ira di Zelensky e di tutta la compagine governativa ucraina, che ha minacciato di trascinare i 3 paesi e l'Europa davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Prima delle proteste, l'Associazione Nazionale Produttori di Cereali in Bulgaria ha dichiarato che gli agricoltori
stanno affrontando difficoltà senza precedenti e ha chiesto di prorogare il divieto di una serie di prodotti alimentari provenienti dall'Ucraina. Insomma, gli agricoltori bulgari si sono arrabbiati perché sono tornati i prodotti alimentari dall'Ucraina alla Bulgaria, sfavorendo loro. Durante una protesta nella città di Pernik, 30 km da Sofia, il presidente dell'Associazione Nazionale Agricoltori Uniti in Bulgaria ha dichiarato che il loro obiettivo è quello di vietare tutto. Bruxelles sostiene che le distorsioni del mercato create dal grano ucraino sono scomparse. Ciò nonostante, gli agricoltori dei 5 Stati membri continuano a lamentarsi che troppi prodotti ucraini stanno danneggiando la loro sussistenza. No al grano ucraino, dicono gli agricoltori bulgari. Tornando invece all'Armenia, vi segnalo il pezzo di Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it, Tempi e Tempi.it. Abbiamo lasciato soli gli armeni. La gente dell'Artsakh sta subendo una pulizia etnica. L'Occidente lo sa, ma preferisce fare affari con gli azeri girandosi dall'altra parte. Purtroppo l'Italia non è da meno. Gli armeni sono soli, scriveva ieri sulla Stampa Giordano Stabile, ed è un giudizio vero anche oggi, anche dopo l'intervento russo che ha portato al cessate il fuoco. Sono soli gli armeni dell'Artsakh perché, scrive Emanuele Boffi, è lecito dubitare, dopo tutto quel che è successo, che l'Azerbaigian molli la presa su questo popolo di montanari cristiani in terra islamica, perseguitati nell'indifferenza del mondo. L'attacco a zero è partito poche ore dopo che un convoglio della Croce Rossa con 23 tonnellate di farina ha attraversato il corridoio di Lachin interrotto da mesi. Malvagità totale. Voi europei dovete capire questo, la nostra gente è esposta all'annichilimento, alla pulizia etnica e non abbiamo bisogno di dichiarazioni, ma di azioni concrete che fermino l'Azerbaigian, diceva ieri a Tempi Sergei Gazarian, ministro degli esteri dell'Artsakh. Ma non è che gli europei non abbiano capito, hanno capito benissimo, sottolinea Boffi. Hanno capito così bene che da ormai diversi anni hanno deciso di chiudere non uno, ma entrambi gli occhi sulla sorte di questa popolazione. Alle loro vite preferiscono gli affari in armi e gas. Il nostro Renato Farina lo scrive da mesi, su Tempi senza giri di parole. La gente dell'Artsakh sta subendo una pulizia etnica, è stata messa alla fame, nessuno risparmiato, né donne né bambini né vecchi. Quell'Occidente che ama tanto riempirsi la bocca in difesa dei diritti degli oppressi, quando si tratta degli armeni preferisce girarsi dall'altra parte. Lo fa anche l'Italia, lo fa anche questo governo purtroppo. La situazione del nostro paese la conosciamo, scrive Boffi. Figuratevi se non capiamo quale opportunità sia la partnership energetica con l'Azerbaigian, specie dopo la crisi innescata dai russi in Ucraina. Ma capire non significa far finta di niente. Il nostro ministro degli esteri, Tajani, si è speso coi suoi omologhi armeno e azero per invitarli a trovare una soluzione, sul modello magari del Trentino Alto Adige. Si vedrà, ora c'è il cessate il fuoco, ma non è più tempo di parole. Sì, altro che Trentino Alto Adige, avete sentito cosa dice l'ambasciatore dell'Azerbaigian? Questo è Azerbaigian, punto e fine. Nel frattempo, sul tema, vi segnalo un altro articolo da Tempi.it, quello di Leone Grotti. Erdogan sbaglia, il Nagorno-Karabakh non appartiene all'Azerbaigian. Soltanto Stalin ha potuto negare la realtà e la verità storica. L'Artsakh è la casa degli armeni. Alleanze, armi e soldi sono dalla parte dell'Azerbaigian, ma l'Occidente non può accettare, come in Ucraina, che il destino dei popoli sia deciso dalla legge del più forte. Scrive Leone Grotti su Tempi.it. Nello scavo inviato a Yerevan in Armenia per Avvenire ci racconta una pagina 6, spunta la tregua nel Nagorno-Karabakh, ma l'Armenia sembra pronta a esplodere. I separatisti irriducibili non vogliono deporre le armi e attaccano i peacekeeper russi. L'opposizione armena chiede le dimissioni del premier, la folla scende in piazza a Yerevan. L'appello di Papa Francesco nel giorno in cui si celebra l'anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Armenia dovrà digerire l'amaro accordo per la tregua nel Nagorno-Karabakh, dove le forze separatiste si sono arrese. Ma diversi irriducibili non vogliono deporre le armi e consegnare l'enclave all'Azerbaigian. Ne ha fatto le spese un team di soldati russi della cosiddetta forza di pace, caduti in un agguato mentre, nelle stesse ore, a Yerevan, la folla gridava inneggiando all'Artsakh, il nome armeno del Nagorno, e l'opposizione parlamentare presentava la richiesta di messa in stato di accusa contro il primo ministro armeno Nikol Pashinyan,
accusato di non aver difeso gli armeni dell'Artsakh e di aver lasciato fare Mosca. Sia per la maggioranza degli armeni che vivono nell'enclave, sia per l'opposizione in Armenia, la Russia non ha svolto un ruolo neutrale con i suoi peacekeepers, i quali, anziché mantenere la pace e assicurare l'accesso di viveri, carburante e farmaci nella zona contesa attraverso il corridoio di Lakin, per 9 mesi i russi avrebbero invece lasciato fare i soldati azeri. Questi ultimi ne avrebbero approfittato per isolare l'intera regione. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i militari uccisi stavano tornando da un posto di osservazione quando sono stati attaccati da armi leggere. Non è stato precisato quanti siano i militari colpiti, ma la rappresaglia peserà sui negoziati. Mosca sembra già lavarsene le mani. Ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, l'Azerbaigian agisce sul proprio territorio che l'Armenia ha riconosciuto, quindi si tratta di un affare interno dell'Azerbaigian, come dice l'ambasciatore azero. Prendendo in prestito il lessico adoperato da Mosca in Ucraina, l'Azerbaigian ha parlato di operazione militare antiterrorismo contro i separatisti armeni, un attacco lampo chiuso in 24 ore. Non le chiamano più guerre, scrive Nello Scavo, anche se in una notte e in un giorno i morti confermati sono stati più di 30, i feriti centinaia. I separatisti denunciano 200 vittime, 400 colpiti. In Armenia nessuno scommette sulla definitiva fine delle ostilità. Gli azeri sanno che l'enclave montuosa dove vive la minoranza cristiana armena non si arrenderà fino a quando non vedrà riconosciuta l'autonomia dall'Azerbaigian. Case sventrate, ambulanze distrutte, scambio di accuse, propaganda imbastita con le immagini dai droni azeri di fabbricazione israeliana che colpiscono al suolo. Tutto ciò ha alimentato una giornata convulsa. C'è anche il sostegno israeliano all'Azerbaigian nella complessa partita geopolitica. I separatisti hanno affermato che l'Azerbaigian ha bombardato il territorio montuoso con un tempismo studiato. Il giorno prima era stato autorizzato il transito degli aiuti attraverso l'unico collegamento stradale dall'Armenia all'Artsakh. Mi sono giunte notizie preoccupanti, ha detto Papa Francesco. La critica situazione si è aggravata. Alle parti e alla comunità internazionale il Papa ha rivolto l'appello affinché tacciano le armi. Sul Nagorno-Karabakh gli eurodeputati intanto chiedono sanzioni contro l'Azerbaigian, lo riporta Euronews. I membri del Parlamento europeo hanno chiesto sanzioni dell'Unione Europea contro l'Azerbaigian. L'Unione Europea dovrebbe agire, imporre sanzioni, compreso il blocco delle importazioni di gas, ha detto l'eurodeputato tedesco del gruppo dei Verdi Reinhard Bütikofer. Non siamo stati in grado di impedire un'aggressione prevista, ha dichiarato Nathalie Loiseau, francese del gruppo Renew Europe. La mediazione un fallimento. Non abbiamo mai nominato l'aggressore. Abbiamo ignorato il primo ministro armeno quando ha chiesto il nostro aiuto all'Europa. La nostra debolezza e la nostra passività ci hanno reso complici, ha detto la deputata francese in Parlamento europeo. Nel dibattito, Commissione Affari Esteri, Parlamento europeo, i deputati di tutti i gruppi hanno criticato la lentezza dell'Unione Europea nel reagire alle richieste di aiuto provenienti dall'Armenia. Vi segnalo infine un commento di Giuseppe Morabito: gli azeri si riprendono il Nagorno-Karabakh, ora chi difenderà gli armeni? Su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it, l'ipotesi che una soluzione alla questione sia stata trovata tra Mosca, la Turchia e l'Azerbaigian all'insaputa degli armeni. Ora i difficili negoziati. Raggiunto il cessate il fuoco, l'intesa è stata annunciata dalle autorità della regione separatista. Il presidente azero, Ilham Aliyev, ha dichiarato di aver neutralizzato le forze separatiste che avrebbero accettato di deporre le armi. Insomma, una vittoria senza se e senza ma per gli azeri, scrive su Atlantico Quotidiano Giuseppe Morabito. La tensione qui è alta da mesi attorno alla regione dell'Artsakh, a causa della quale l'Azerbaigian e l'Armenia sono entrati in guerra l'ultima volta 3 anni fa. Qui vivono circa 120.000 armeni. Azerbaigian e Armenia entrarono in guerra per la prima volta a inizio anni 90 dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Nel 20 l'Azerbaigian ha riconquistato aree
all'interno e intorno al Nagorno-Karabakh, prima che fosse concordata una tregua monitorata da forze russe. Il contingente di peacekeeping russo, 2000 soldati, è dislocato come conseguenza di un accordo trilaterale firmato da Armenia, Azerbaigian e Russia, ma l'attenzione di Mosca è stata ora distratta dall'invasione dell'Ucraina. Il ministro della difesa azero aveva avvertito che le operazioni militari in Nagorno-Karabakh, definite di antiterrorismo, non si sarebbero fermate finché gli armeni del Karabakh non si fossero arresi. Le forze armene sono state neutralizzate in poche ore. E l'Azerbaigian aveva fatto sapere di essere pronta a colloqui di pace, ma insisteva sul fatto che le formazioni militari armene avrebbero dovuto alzare bandiera bianca. Il Ministero degli Esteri russo e il segretario di Stato americano avevano chiesto al presidente azero di cessare l'azione militare. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere di essere stato avvertito dell'offensiva azera solo poco prima. Il numero di vittime è aumentato durante l'offensiva dell'Azerbaigian. Mosca ha affermato che i suoi soldati hanno spostato 5.000 civili dalle aree a rischio. La realtà dei fatti, scrive Atlantico Quotidiano, è che negli ultimi 9 mesi l'Azerbaigian ha imposto un blocco sull'unica via d'accesso. Ne avevamo parlato a suo tempo, tra i pochissimi qui a Radio Libertà, con gli amici di tempi.it, il blocco del corridoio di Lachin. Questo blocco, unica via d'accesso all'Artsakh dall'Armenia e viceversa, ha creato tragiche conseguenze, condizioni di vita al limite della carestia per i 120.000 armeni che vivono in Nagorno-Karabakh. Dopo riprendiamo l'argomento, tra poco. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Allora, la sostanza della questione è pulizia etnica nei confronti di 120.000 armeni dell'Artsakh. Punto e fine del discorso. Per farla corta e riassumere tutto il ragionamento anche di Giuseppe Morabito su Atlantico Quotidiano. Il sussidiario.net intervista il generale Marco Bertolini, già comandante della Folgore in numerosi teatri operativi dal Libano al Kosovo all'Afghanistan, il quale dice a Russia e Turchia conviene trattare. La soluzione è il Nakhchivan, la trattativa tra Baku e il Nagorno-Karabakh. Qui ci sono 2 corridoi commerciali in quest'area che interessano Turchia, Russia, Iran e India, e i BRICS, i paesi emergenti, non vogliono la guerra. La situazione non è ancora precipitata. Dopo l'attacco dell'Azerbaigian all'Artsakh si apre uno spiraglio per una soluzione negoziata di una crisi che vede da una parte gli azeri del presidente Aliyev e dall'altra gli armeni che vivono nell'area. È stato ordinato il cessate il fuoco, la crisi riguarda una zona importante dal punto di vista strategico, si incrociano 2 corridoi che da nord a sud, da est a ovest, sono la strada maestra per il trasferimento merci dalla Russia all'India e dalla Turchia all'Asia centrale. 2 vie commerciali fondamentali per molti paesi BRICS, tra cui anche l'Iran. Anche per questo molti sono gli attori che si stanno adoperando. Tra questi non solo la Russia, ma anche la Turchia e gli Stati Uniti, che mirano a espandere la loro influenza in zona. Ecco perché, spiega il generale Marco Bertolini, sono in molti a spingere per un negoziato. In Nagorno-Karabakh, dopo il primo attacco, le parti sembrano orientate a trattare. Il Nagorno-Karabakh o Artsakh, spiega Bertolini, è una regione autonoma di popolazione armena in territorio azero. Credo che anche l'Armenia non riconosca la sua indipendenza. La prima cosa da dire, per capire la situazione, è che ci troviamo in un'area molto delicata, dove si giocano questioni strategiche. In Azerbaigian dovrebbe transitare un asse stradale ferroviario che da San Pietroburgo arriva al Golfo Persico, attraversando Azerbaigian e Iran per arrivare poi all'India. Un collegamento vitale dal punto di vista economico ed energetico per la nuova realtà dei BRICS, di cui fanno parte Russia e India, mentre l'Iran è appena stato invitato. In questo contesto c'è una recrudescenza di attriti fra Armenia e Azerbaigian.
I russi erano intervenuti inizialmente a tutela degli armeni. Ora, in virtù della presenza di questo corridoio, l'atteggiamento russo è cambiato. Quello nord-sud non è l'unico corridoio che passa nella regione. Quali sono gli altri elementi strategici? Oltre al collegamento nord-sud, spiega Bertolini, ce n'è uno ovest-est, altrettanto importante, che dovrebbe collegare la Turchia con l'Asia turcofona centro-meridionale attraverso il Nakhchivan, che è una regione dell'Azerbaigian incapsulata fra Turchia e Armenia. Situazione complessa. Ecco perché sia Russia che Turchia sono interessate alla realizzazione di questi corridoi. Interessati anche gli Stati Uniti, perché se dovesse avverarsi questo progetto, per Mosca sarebbe una vittoria. Chiusa la porta dell'Europa, la Russia sta cercando alternative. Per questo, alla realizzazione del collegamento nord-sud, la Russia sacrifica anche gli storici rapporti che aveva con l'Armenia, che a sua volta ha preso le distanze dalla Russia. Dietro la guerra, insomma, non c'è solo il progetto di pulizia etnica degli armeni, c'è anche questo elemento, osserva il generale Bertolini. All'Azerbaigian farebbe comodo che la realtà armena non ci fosse. Sono stati molto duri nei confronti dei cristiani armeni, gli azeri. L'intervento della Russia a suo tempo aveva tranquillizzato. Adesso, con la guerra in Ucraina, la necessità di creare questi corridoi e di avere un rapporto disteso con l'Azerbaigian da parte della Russia, tutto è cambiato. Oltre alla pulizia etnica, ci sono altri elementi. Bisogna tener conto dell'importanza strategica dell'area, cui passano quelle due famose direttrici importanti. Nella zona ci sono anche gli americani che hanno programmato esercitazioni militari con gli armeni. C'è la Georgia che vorrebbe entrare nella NATO, un'eventualità a cui la Russia si oppone, tanto che le ha tolto anche i territori dell'Ossetia del Sud e l'Abkhazia. Russia e Armenia sono unite nell'organizzazione del Trattato di sicurezza collettivo. Ha ancora un ruolo? L'alleanza, risponde Bertolini, ha funzionato da ultimo quando la Russia è intervenuta in Kazakistan nel gennaio 22 per sedare disordini. Ma in un contesto in cui Armenia e Azerbaigian sono nemici l'uno dell'altro, questa alleanza ha un valore relativo. La Russia ha cercato di indirizzare la vicenda verso il dialogo. Tra le parti la Russia ha tutto l'interesse, osserva il generale Bertolini, che in quell'area non ci siano problemi, per agevolare il corridoio di cui si è detto, e non vuole che aumenti l'influenza statunitense nella zona. Credo che non si troverà un accordo se non col contributo di Turchia, Russia, Stati Uniti. Il modello potrebbe essere quello del Nakhchivan, provincia azera che vive in pace pur essendo schiacciata tra Armenia e Turchia. Così potrebbe vivere anche il Nagorno-Karabakh, che è una sorta di provincia armena, abitata da cristiani armeni in territorio azero. Naturalmente dovrebbero essere assicurati i collegamenti con la regione finora interrotti dagli azeri, il famoso corridoio di Lahin bloccato, creando problemi umanitari. In quell'area insiste anche l'Iran, che ha paura di una guerra vicina alla sua parte settentrionale. La Turchia deve discutere con l'Iran per trovare una soluzione al problema del collegamento ovest-est che passa dal Nakhchivan, da un tratto di territorio armeno, e dall'Azerbaigian, tangente al confine con l'Iran. Le conseguenze, se la situazione dovesse precipitare, potrebbero essere più gravi. Lo sarebbero state di più tempo fa, quando la Russia appoggiava l'Armenia e la Turchia l'Azerbaigian, senza se, senza ma. Nessuno dei grandi attori dell'area però vede con favore una guerra lì. Un conflitto in quell'area metterebbe in difficoltà la Russia, che contemporaneamente sta combattendo anche in Ucraina. Quindi, oltre al fattore importantissimo della pulizia etnica, che non è una roba da poco, anzi è la cosa determinante, ma ci sono anche una serie di interessi strategici, economici, geopolitici che fanno della questione del Nagorno-Karabakh una questione essenzialissima, non una questioncella da nulla in un posto lontano. Su Repubblica Luca Steinman si occupa per il secondo giorno consecutivo dell'esodo obbligato degli armeni dalle terre di Stepanakert, la capitale dell'Artsakh. Se restiamo qua ci uccidono, altro che rispetto della Costituzione, diritti civili e tutte le belle storie raccontate dall'ambasciatore azero in Italia. Assedio all'aeroporto nella speranza che gli azeri non bombardino per la presenza dei russi, il timore che falliscano i corridoi umanitari. Shock, rassegnazione, rabbia, consapevolezza che il temuto incubo di doversene andare
si è materializzato. Sono queste le sensazioni che emergono parlando con alcuni abitanti in fuga dal Nagorno-Karabakh. Alcuni sono a casa a fare per l'ultima volta i bagagli, altri nascosti nei bunker, altri ancora ammassati nell'aeroporto di Stepanakert, adibito a centro dei peacekeeper russi. Per molti, o forse per tutti, c'è la cartina sulla Repubblica, pagina 19, di questa enclave che è l'Artsakh o Nagorno-Karabakh, incapsulato dentro l'Azerbaigian e collegato da uno strettissimo corridoio alla madrepatria, all'Armenia. Vivere lì è un bel dramma. Per molti, o forse per tutti, gli armeni dell'Artsakh, queste sono le ultime ore in terra natia. Dopo 24 ore di combattimenti, nei quali l'Azerbaigian aveva conquistato villaggi e posizioni militari, i soldati armeni hanno accettato la capitolazione. Alcuni hanno lasciato le trincee a piedi, altri sono rimasti in posizione attendendo ordini su come cedere il territorio ai nemici. Molti di loro rischiano la vita. L'accordo di cessate il fuoco prevede, oltre al disarmo degli armeni, anche il passaggio del controllo della regione sotto l'Azerbaigian e l'istituzione di corridoi umanitari per la popolazione in fuga. I militari azeri circondano però tutto il Nagorno-Karabakh o Artsakh e potrebbero fermare le persone in fuga qualificandole come terroriste. Tra queste potrebbero rientrare gli uomini che hanno combattuto. Non si sa ancora chi riuscirà a scappare, chi verrà trattenuto. Non ho speranze che i corridoi umanitari funzionino, racconta Saranush Sargisian, giornalista freelance di Stepanakert, che ci telefona, scrive Luca Steinman su Repubblica, da un bunker sotterraneo dove si è rifugiata insieme ad altre persone mentre piovevano bombe e missili. Gli azeri ci considerano animali. Ci hanno lasciato senza cibo in una prigione a cielo aperto per 9 mesi. Non mi aspetto nulla di umano da loro. Siranush Sargisian si è rifugiata ieri sottoterra dopo i bombardamenti. Dopo una notte di bombardamenti, racconta, nella mattina ci ha raggiunto la notizia del cessate il fuoco. Le prime persone hanno iniziato a uscire di casa, altre sono andate all'aeroporto. Sperano che gli azeri non bombardino in quella direzione, dato che lì ci sono i russi. Un'altra giornalista del Nagorno-Karabakh è la ventenne Lilith Shahaverdian, che in questo momento si trova fuori dalla regione. Sono stata a casa mia, racconta Stepanakert, l'ultima volta a novembre. Sarei dovuta tornarvi per le vacanze di Natale 2 settimane dopo, che poi sono diventati 9 mesi. Fino a ieri ho avuto la speranza di tornare a casa, mi rendo conto che non avverrà più. Lilith raggiunge telefonicamente sua sorella che si trova a Stepanakert. Mi ha chiesto di dirle cosa vuole che prenda da casa da portare con sé, racconta. Abbiamo preparato tutti i bagagli, racconta la sorella. Abbiamo preso solo poche cose, uno zainetto con le cose importanti, una giacca, un paio di scarpe. Alla domanda se ci sia qualche armeno che non voglia fuggire, risponde negativamente. Gli azeri ci odiano. Se rimanessimo a vivere sotto di loro, ci ucciderebbero lentamente, uno ad uno. Aspettiamo notizie. Tutti quelli che possono andarsene lo faranno. Forse rimarrà qualche anziano che non può ricostruirsi una vita, ma il 98% di noi fuggirà. Però poi lì passano i corridoi energetici, strategici, economici, giusto? Per ora l'Azerbaigian circonda ancora tutta la regione. Non è ancora chiaro attraverso quale via l'evacuazione degli armeni possa essere possibile. L'evacuazione degli armeni, la pulizia etnica. A fine 800 e nel 1915 questo popolo è stato massacrato a milioni di persone. Fu il modello della Shoah, della distruzione del popolo ebraico da parte del regime nazista di Hitler. E noi siamo qua a guardare da mesi, da anni. Mentre altri tipi di oppressioni etniche sono in giro per il mondo. Uno dice chi se ne frega, finché non ti tocca a te un bel giorno. E le cose succedono, l'abbiamo visto nel piano dell'Europa, non 2000 anni fa, nel secolo scorso, qua, 70, 80, 100 anni fa più o meno. Non è una roba così difficile che accada anche a casuccia nostra. Gli uiguri, per esempio, chi se ne fotte degli uiguri? Sono pure islamici, bastoniamoli. Pechino sigilla i villaggi e cerca di censurare le conferenze all'ONU. Scrive asianews.it. I diplomatici cinesi, un bellissimo paese dal quale trarre tanti insegnamenti per il futuro, hanno cercato di bloccare una conferenza in programma ieri a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quella di cui tanto si è parlato per il viaggio di Meloni, eccetera.
Pechino afferma di chiudere i centri di internamento, in realtà trasferisce le persone in carceri regolari. Sabotare incontri, missioni di organizzazioni internazionali che hanno l'obiettivo di accertare la verità dei fatti denunciando abusi e violazioni o verificare sul campo, a dispetto dei proclami ufficiali. La repressione cinese nello Xinjiang verso la minoranza musulmana uiguri si è inasprita fino a spingersi in questi giorni a boicottare un forum promosso a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, in programma ieri. Cambiamo decisamente argomento e andiamo invece al tema dell'energia. Automobili, caldaie, il Regno Unito ammorbidirà il suo piano per la decarbonizzazione. Insomma, il premier britannico Rishi Sunak vuole rivedere, ammorbidire alcuni divieti su auto e caldaie del piano per la neutralità carbonica, perché ha detto il primo ministro britannico: non salveremo il pianeta mandando in bancarotta il popolo britannico. Sarà grezzo? Però efficace, diciamo così. Il governo del Regno Unito, guidato dal primo ministro conservatore Rishi Sunak, ha intenzione, scrive in questo caso Europa Today, anzi Start Magazine, ma se ne occupano tante testate, compresi i giornali di carta stampata di stamani. L'articolo è di Marco Della Guzzo su startmag.it. Il governo britannico dunque ha intenzione di rivedere alcune parti del piano per la neutralità carbonica al 2050, cioè il famoso azzeramento netto delle emissioni di gas serra. L'obiettivo è quello di ridurre l'onere finanziario sulla popolazione britannica. Lo slogan, la ministra degli interni Suella Braverman lo ha rilanciato: non salveremo il pianeta mandando in bancarotta il popolo britannico. Non l'ha detto Sunak, l'ha detto la sua ministra degli interni, che è giudicata ancora più feroce di lui. Una delle misure, parte di un approccio alla decarbonizzazione proporzionato, lo ha definito Sunak, una delle misure sarà il posticipo del divieto di vendita di nuove automobili a benzina e gasolio dal 2030 al 2035. Le grandi case automobilistiche non sono contente. Ford UK ha protestato dicendo di avere investito fior di milioni di dollari nell'elettrificazione e avendo come orizzonte il 2030. BMW ha annunciato un investimento da 774 milioni di dollari a Oxford per la produzione di mini elettriche. Stellantis Fiat ha avviato di recente la produzione di furgoni elettrici a Ellesmere Port, l'unico stabilimento dedicato alla manifattura di veicoli elettrici in Gran Bretagna. I veicoli elettrici sono diffusi nel Regno Unito, ne circolano 1.100.000. E poi c'è la questione dell'ammorbidimento delle politiche della decarbonizzazione anche per quanto concerne le caldaie a gas. La decisione di ammorbidire queste politiche si spiega infatti anche con l'aumento dei costi per sostituire i mezzi di trasporto, ma anche gli impianti di riscaldamento domestico, le caldaie a gas con alternative pulite. Se non verrà rivisto, nel 1935 scatterà il divieto di installazione di caldaie a gas nuove nelle case per favorire pompe di calore alimentabili con elettricità rinnovabile. Anche la Germania ha modificato i piani sulla sostituzione delle caldaie e secondo la ministra britannica Braverman dobbiamo adottare un approccio pragmatico, appunto non salveremo il pianeta mandando in bancarotta il popolo britannico. Sulla questione energetica vi segnalo ancora sul sussidiario.net una conversazione con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. La rivoluzione green è al palo, l'Unione Europea faccia emergere la verità. Il prezzo del petrolio continua a salire. La rivoluzione green inseguita dall'Unione Europea continua a nuocere alla sua competitività e alla sua industria, dice Tabarelli. Dall'estate il prezzo del petrolio è in rialzo, alle soglie dei $100 al barile, conseguenze sulla pompa di benzina e sul gasolio. Dice Davide Tabarelli, l'andamento del mercato del greggio rispecchia le decisioni di Arabia Saudita e Russia sull'estensione del taglio della produzione annunciato a giugno fino a fine anno. Complessivamente si tratta di 1.300.000 barili in meno al giorno, in un contesto in cui l'OPEC Plus aveva già varato un taglio della produzione per il 24. In tutto si arriva a una riduzione di 3 milioni di barili al giorno. Ciò è sufficiente per far rialzare il prezzo del petrolio. La domanda globale di petrolio sta rallentando, ma raggiungerà a fine anno un nuovo record. 102 milioni di barili al giorno, 2 in più rispetto al 22. La conseguenza del rialzo del petrolio è sul prezzo dei carburanti. È la principale. Il petrolio è la materia prima per i carburanti, sul cui prezzo
In Occidente pesa anche la scarsa capacità di raffinazione. Questo incide anche sull'inflazione, contribuendo a renderne più lenta la discesa. Il governo italiano vuole varare il bonus benzina, 80 euro al mese per i possessori della card alimentare con un ISEE inferiore ai 15.000 euro. È una soluzione positiva per le fasce di reddito basse che già godono del bonus sociale bollette luce e gas. Non si tratta però di una soluzione strutturale. La domanda globale di prodotti petroliferi cresce, ma non c'è offerta per soddisfarla e il prezzo dei carburanti sale. Bisognerebbe convincere i paesi produttori a colmare questo divario, ma negli incontri istituzionali tra Europa e Medio Oriente si preferisce parlare di idrogeno verde, rinnovabili, nucleare. Questo non giova a 35 milioni di automobilisti italiani che devono fare il pieno. Più che chiedere ai paesi produttori di aumentare l'offerta, l'Europa sceglie la strada di affrancarsi dagli idrocarburi. Ma l'affrancamento dal greggio è un tema sul tavolo ormai da 50 anni. Dalla crisi degli anni 70 a oggi non è cambiato molto. Il petrolio resta predominante. In Italia si era puntato sul metano. Ma dopo quello che è avvenuto l'anno scorso si è abbandonata questa strada. Ora ci sono le auto elettriche, ma costano troppo. Si dovrebbe prendere atto di un problema europeo. A parole rivoluzione green, ma non ce la facciamo a realizzarla, nonostante la crescita delle rinnovabili. A questo punto la democrazia deve dibattere di questo e far emergere la verità, dice Tabarelli. Cioè a dire, le regole imposte alla finanza europea che incidono su quella internazionale vietano gli investimenti in fonti fossili per aprire la strada alle rinnovabili. È un errore. È chiaro che a livello di confronto di costi le rinnovabili sono più convenienti. Il problema è che producono energia elettrica, talora in maniera intermittente e poco prevedibile, come nel caso dell'eolico, e che non è utilizzabile per i trasporti. E le batterie delle auto elettriche non possono accumulare l'enorme quantità di energia che si ritrova in gasolio e benzina. Occorre lasciare che si possano fare investimenti nelle rinnovabili, nella cattura delle CO2, ma non vietare gli investimenti nelle fossili. Quanto al premier britannico, che ha rivisto la sua strategia di emissioni zero nel 2050, il Regno Unito ha sposato in maniera entusiastica la lotta ai cambiamenti climatici e adesso i nodi vengono al pettine, osserva Tabarelli. Si stanno rendendo conto che non possono dall'eolico offshore ricavare la stessa energia che arriva dal fossile. L'Unione Europea forse ci arriverà dopo le elezioni dell'anno prossimo o dopo una crisi energetica. Nel frattempo sta pagando molto cara l'energia, perdendo competitività, si sta deindustrializzando per raggiungere un obiettivo importante sul piano ambientale, ma che a livello globale conta quasi nulla. Quanto alla situazione sul fronte del gas in Italia, migliore rispetto a un anno fa, conclude Tabarelli. Le scorte sono piene, ma bisogna arrivare alla primavera e, per quanto improbabile, se l'inverno fosse rigido potrebbero esserci dei problemi. Vi segnalo adesso, siamo in chiusura di rassegna stampa, vi segnalo una ripresa dal quotidiano.net dell'intervista al generale Mario Mori su Dagospia. Adesso attacco e mi diverto io, li devo veder morire tutti e lo dico con odio, dice l'ex comandante del ROS assolto per la trattativa Stato-mafia, l'accusa cioè mossa ai carabinieri suoi di aver tramato con Cosa Nostra nel 92-94. Vito Ciancimino ci cacciò di casa, Riina, Messina Denaro, la mafia. Ora chiederò conto di tutti gli atti avvenuti tra la morte di Falcone e Borsellino. Sono agghiaccianti, ha rivelato il generale Mori, che ne parlerà. Tra le cose minime di oggi, invece, una bella intervista su Repubblica al direttore di Rai Radio 1, il leghista Francesco Pionati, che ha perso la calma sulla vicenda di Foa, che ha parlato con il Tizio Novax. Foa ha sbagliato, adesso è un sorvegliato speciale, sulla scienza non si scherza, dice Pionati. Se ripete un errore simile ci saranno conseguenze, sugli ospiti verrà fatta più attenzione. Nel frattempo ti spunta con Salvini un negazionista per lo stretto di Messina, Alberto Pristininzi, ingegnere all'Università La Sapienza, firmatario della petizione che afferma che il cambiamento climatico non esiste. A capo del comitato tecnico in Sicilia per il ponte sullo stretto, il geologo Alberto Prestininzi, sostenitore di tesi antiscientifiche, anche lui. Il cambiamento climatico non esiste. Polemica, è una nomina preoccupante, dicono i critici del Salvini. Nel mirino l'autonomia degli esperti. Che poi sia bravo a fare il ponte è un altro paio di maniche.
Capitolo Gianni Vattimo, viene recuperata su un'antica intervista da Dagospia di Claudio Sabelli Fioretti a Gianni Vattimo, 23 gennaio del 2007. Tu dici buongiorno e lui risponde soluzione non v'è, raccontava Sabelli Fioretti. Cacciari sì che è un monumento, è giovane, diceva Vattimo, è più bello di me e i capelli ha tutti neri. Una mia amica sospetta che Cacciari abbia la parrucca. Umberto Eco somiglia troppo al proprio monumento, studia sempre da premio Nobel. Cecchi Paone, diceva Vattimo, è una zia di destra. Rizzo nemmeno mi piace, ma quando nei locali gay si nomina Rizzo si eccitano tutti, quella testa pelata. Nel frattempo abbiamo Diritto e Rovescio, il nostro direttore di Italia Oggi ce ne fa dono in audio-video, Pierluigi Magnaschi, e poi qui Parlamento, e dopo a seguire la conversazione del giovedì con Antonio Maria Rinaldi dall'Europarlamento. Domenica prossima la Chiesa Cattolica Italiana celebrerà con il concorso della RAI la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Lo slogan, bello ma anche inquietante, è questo: liberi di scegliere se migrare o restare. Quindi, in base alla Chiesa Cattolica, la accoglienza non dipende da chi accoglie, ma da chi vuole venire. In pratica, lo slogan si augura l'abolizione delle frontiere. Per cui se arrivassero 200.000 migranti, e la cifra è ridicola perché dall'Africa è facile raggiungere questo livello, dovremmo prenderli tutti. Quindi vogliamo fare una prova della sincerità di questi propositi espressi dal Vaticano? Il caso è molto semplice. Proviamo a far entrare in Vaticano non i 6.000 profughi che sono arrivati in un giorno a Lampedusa, ma un gruppetto di 30 profughi. Sarebbero gettati fuori in male maniere dalle guardie svizzere con le loro alabarde. È vero che il Vaticano è uno Stato, è vero che predica l'accoglienza senza limiti, ma questa predica del Vaticano riguarda solo gli altri Stati. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ministro, il focus di questa interrogazione è puntuale, ovvero sia il corridoio del Brennero e i limiti che vengono imposti unilateralmente da parte dell'Austria per quanto concerne il transito dei mezzi pesanti. Ebbene, con questo noi vorremmo creare le condizioni per portare l'attenzione del fatto che il corridoio del Brennero non è solo un corridoio che collega Verona con Monaco di Baviera, abbiamo un collegamento che va dal nord al sud Europa e quindi un collegamento che va considerato come il collegamento scandinavo-mediterraneo. Grazie a questo collegamento noi abbiamo la possibilità di sviluppare il nostro export. Porre dei limiti vuol dire fare dei danni non solo nei confronti dei cittadini del Trentino Alto Adige, ma anche a danno di tutta la nazione, dei cittadini italiani, ma anche dei cittadini europei. Quindi su questo noi abbiamo chiesto al Ministro Salvini, che ha già preso in considerazione la questione, che si è subito attivato nei confronti dell'Austria, quali siano i provvedimenti che il governo intende adottare o abbia già adottato all'interno dell'Unione Europea per cercare di tutelare e salvaguardare gli interessi non solo dei residenti del Trentino Alto Adige, ma anche gli interessi degli italiani e degli europei. Grazie. Grazie onorevole. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministro. Ringrazio, perché siamo di fronte a un atto di violenza e di arroganza politica e istituzionale da parte di un governo di un Paese membro dell'Unione Europea a cui dobbiamo porre fine. Sin dal mio insediamento ho dato massima priorità al dossier della liberazione del Brennero. Le limitazioni che lei ricordava sono state introdotte dall'Austria per ragioni sulla carta di natura ambientale, ma l'ambiente non c'entra assolutamente nulla, è semplicemente concorrenza sleale austriaca nei confronti degli imprenditori e degli autotrasportatori italiani, tedeschi e dell'intero continente europeo. Tali divieti unilaterali austriaci sono pertanto inaccettabili e insostenibili, perché bloccano il principale asse di collegamento tra nord e sud Europa nel momento in cui stiamo investendo miliardi di euro per il tunnel di base ferroviario del Brennero. Il governo ha da subito manifestato la propria contrarietà a dette limitazioni. Ci sono stati anni di chiacchiere, di tavoli, di confronti, di riunioni formali e informali che non hanno portato a nulla. In occasione del recente Consiglio europeo dei trasporti ho evidenziato insieme al collega tedesco
la necessità di intervenire con urgenza sulla questione. Cosa abbiamo deciso di fare dopo 4 anni di inerzia della Commissione e di attesa di un accordo che non c'è? Abbiamo deciso, d'intesa col governo e il Presidente Meloni, di attivare formalmente la procedura prevista dall'articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che conferisce ad uno Stato membro la facoltà di presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Europea contro un altro Stato membro per violazione del diritto euro unitario. Si tratta sicuramente di un gesto forte, inusuale, con pochi precedenti, ma necessario. Gli uffici del mio Ministero, insieme a Palazzo Chigi, stanno lavorando alla predisposizione del dossier. Questa attività è generalmente compito della Commissione. Tuttavia la Presidente von der Leyen non ha firmato l'avvio della procedura. A questo punto confidiamo sulla giustizia della Corte europea. Non si può pontificare a spese dell'Italia cercando accoglienza e integrazione a Lampedusa, blindando il confine del Brennero. Questo governo porrà fine a questa vergogna. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Cattoi per 2 minuti. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Grazie Ministro Salvini, perché questo ci aspettavamo da un governo che è consapevole del fatto che da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea ci sia una palese violazione di quello che è il diritto di libera circolazione di merci e di persone all'interno dell'Unione Europea. E se i trattati valgono per tutti, devono valere anche per l'Austria. Quindi su questo noi la ringraziamo, perché sappiamo e siamo consapevoli del fatto che questo è uno dei principali diritti che viene leso, oltre al fatto che con questa azione unilaterale da parte dell'Austria noi abbiamo anche delle ripercussioni in termini di